11 puntuali, lunedì 12 settembre, buongiorno, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est e buon inizio di settimana a tutti voi. Giornata particolare oggi per le tante famiglie che questa mattina hanno riportato i loro figli a scuola. Inizia l'anno scolastico, sono 700.000 gli giovani veneti, studenti e studentesse per i quali è suonata questa mattina la prima campanella. C'è anche un incidente mortale di cui vi parleremo tra pochissimo, purtroppo siamo nel veneziano, ma partiamo dandovi le coordinate per il sondaggio di Ring di questa sera che torna puntuale con gli ospiti di Ferdinando Avarino, il capo dello Stato eletto dal popolo. È il tema più dibattuto della campagna elettorale, il ritorno al presidenzialismo. E allora questa è la domanda che vi poniamo, vi chiediamo di rispondere con una telefonata, ovviamente gratuita, componete lo 0422 16 26 691 se la vostra risposta è sì, lo 0422 16 26 690 se invece la vostra risposta è no. Il sondaggio, ovviamente l'esito del sondaggio in onda questa sera durante la puntata di Ring. Allora, come detto, c'è stato un incidente mortale, dunque questa edizione dei notiziari si apre con la pagina della cronaca. Andiamo subito nel veneziano, siamo a Mirano, per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno, che cosa è accaduto? Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo qui a Mirano. Purtroppo questa mattina intorno alle 9 c'è stato un brutto incidente, un incidente mortale. La vittima è una donna, un'anziana residente del posto di 83 anni, mentre alla guida dell'auto c'era un altro anziano, sempre un residente del posto di 86 anni. Purtroppo non è andata bene per l'anziana vittima che stava procedendo in bicicletta. Allora, la dinamica non è ancora chiara, è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale che vedete qui alle mie spalle. Il luogo dell'incidente è proprio quello dove vedete i mezzi degli agenti. Il corpo infatti si trova ancora qui, ecco perché noi siamo lontani dalla scena, perché ovviamente stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Allora, da una prima ricostruzione, secondo quanto ci hanno detto dalla polizia locale, sembra che l'auto stesse sopraggiungendo da questa via che grazie all'aiuto di Sandro Ponchi ora vi farò vedere, che è via Lombardini, esattamente come sta procedendo quest'auto nera che vedete, e si sarebbe fermata allo stop quando è sopraggiunta la bicicletta lungo via Ferrarini, questa che state vedendo, dove ci sono le auto della polizia locale con gli agenti per tutti i rilievi, ma ancora non si è capito se la signora stesse procedendo nel suo senso di marcia oppure se addirittura stesse arrivando contromano. Questo ovviamente sono tutte ipotesi e supposizioni al vaglio degli agenti della polizia locale. Quello che sappiamo della vittima è che era vedova, aveva due figli, di cui uno che viveva con lei. Lei abitava poco distante dal luogo dell'incidente. Incidente che, ricordiamo, è avvenuto questa mattina intorno alle 9. Ovviamente queste sono le prime informazioni che abbiamo, perché come vi ho già detto stanno ancora effettuando i rilievi per capire l'esatta dinamica, però questo incidente si è concluso in maniera infausta per questa signora residente a Mirano di 83 anni. Tutte poi le informazioni su quello che può essere accaduto poi le avremo nel corso del nostro telegiornale serale. Per cui, se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Iniziare così la settimana è davvero pesante, purtroppo questo incidente mortale. Questa sera saremo anche in grado di darvi le identità della vittima, il nome e cognome, appunto. Vi possiamo dire in questo momento solo che la donna aveva 80 anni. Sondaggio di Ring lo abbiamo detto, ma lo ripeteremo in qualche modo durante questa puntata. Staremo insieme fino alle 14:30. Adesso parliamo di crisi del comparto agroalimentare, la situazione molto difficile che stanno attraversando gli allevatori. Abbiamo preparato un servizio con la redazione di Treviso per raccontarvi di come carne, ma anche latte, soprattutto latte, i prezzi stiano aumentando. Le ragioni sono il raccolto del mais, che è andato abortito almeno per il 40% quest'anno. Vi facciamo vedere il servizio e poi ne parleremo insieme alla responsabile della categoria macellai di Confcommercio di Treviso, Maddalena Stecca. Ma intanto guardiamo il servizio.
Sono aumenti che fanno veramente paura. Fonte Coldiretti Nazionale stima un aumento di circa il 30% di quello che è la spesa che fa una famiglia per portare a casa lo stesso valore che portava a casa tempo fa. Nuovo aumento di prezzi su costi già molto alti. Carne e latte tornano a salire. La stretta è legata alla resa del mais mai così scarsa quest'anno. Tra prodotto perso e prodotto di qualità inferiore a causa della mancanza dell'acqua che ha impoverito le cariossidi, ovvero i semi gialli che costituiscono i chicchi veri e propri. Quest'anno avranno meno fibre e meno proteine a farne le spese. Saranno i foraggi, con gli allevamenti già duramente provati dall'aumento dei costi del gas e dell'energia. In modo particolare nel settore allevamento, perché è quello che sta soffrendo di più, stanno chiudendo le partite IVA, e un altro 30% stanno lavorando, ma stanno lavorando a pareggio o in perdita, quindi è una situazione, diciamo, che si riesce a gestire per un certo periodo di tempo, ma non può durare per troppo tempo. I bilanci chiudono in pareggio, ma Coldiretti Treviso ha quantificato il sacrificio di questa estate di rincari. Non nascondo che circa il 13% delle aziende stanno già chiudendo. Critica anche la situazione nelle montagne, dove quest'anno è stato raccolto solo il 50% delle foraggere. Ha dimostrato invece grande resilienza la viticoltura. Si stima un circa 10-15% di prodotto in meno, con delle rese anche uva vino un po' più basse della media, questo sicuramente, però non c'è quella, diciamo, quella mancanza di prodotto che si pensava, e questa è sicuramente una fortuna. Aiuto immediato invoca il comparto, la riduzione dei costi con il credito d'imposta, alzando ad esempio il tetto dal 15% al 50%, e poi incentivi per investire nell'agrofotovoltaico. Buongiorno e ben ritrovata Maddalena Stecca, responsabile della categoria dei macellai della FIDA di Confcommercio. Riunisce la FIDA i negozianti del dettaglio alimentare. Buongiorno Maddalena, vediamo se... eccola qui, è collegata con noi. Maddalena, buongiorno, eccoci. Grazie dell'invito. Una giovane mamma, Maddalena, sappiamo, quindi una donna impegnata nel lavoro, quindi anche con una carica responsabile all'interno della categoria e poi anche nella famiglia, quindi insomma complimenti. Torniamo sulla questione legata al prezzo della carne. Intanto ci conferma questi rincari e poi le cause, a partire da quella che abbiamo già così raccontato, no? Il mais, ma non solo evidentemente. Sì, noi è già da inizio dell'anno che sentiamo che la carne aumenta. Abbiamo già avuto dai primi dell'anno proprio il pollame, è stato il primo ad avere questi aumenti. Adesso cominciamo a vedere anche gli aumenti del resto dei prodotti, in più abbiamo l'aumento dei costi dell'energia. Di che aumenti stiamo parlando? Riusciamo un po' a quantificarli? Facciamo proprio un esempio Allora, proprio stamattina mi scrivevano alcuni colleghi, si è passati da una media di 650 euro mensili del 2020, sto parlando, adesso siamo più quasi a 4 volte tanto, 2.000-2.250 euro al mese. I 650 sono prezzo di che cosa? Qui stiamo parlando dell'energia, ok, cioè solo luce. E tra l'altro, confrontandoci con diversi colleghi, si diceva, cioè, non è possibile, anche volendo, diminuire i consumi, perché comunque stiamo parlando di prodotti freschi, carne fresca, abbiamo bisogno delle celle frigorifere. Certo, si possono ridurre alcune celle, però chi ne ha una sola non può spegnere l'altra. Riducendo anche gli orari di lavoro, non è che noi riduciamo l'energia di cui abbiamo bisogno, perché i frighi devono andare e funzionare continuamente. Per quanto riguarda diciamo il prezzo della carne, lei parlava prima del pollame, di che aumenti stiamo parlando in questo caso? Quindi lei ci sta raccontando che ci sono degli aumenti che riguardano proprio la gestione, il vostro lavoro, quindi l'energia elettrica, e ci ha dato i numeri, sono praticamente 4 volte tanto. Parliamo invece della carne, no? Perché noi comunque importiamo carne e non solo, soprattutto anche il mangiare per gli animali, perché la maggior parte
del mais noi lo importiamo. Per cui quali sono un po' a ricaduta le cause del fatto che sostanzialmente noi non abbiamo una sovranità alimentare, quindi dobbiamo chiedere all'estero il mangime per i nostri animali e spesso importiamo gli stessi animali? Allora, dall'inizio dell'anno per quel che riguarda il pollame c'è stato un po' casi di influenza aviaria e quindi abbattimento di capi, e quindi il pollame è andato su, parlavamo di un 30-40%. C'è chi ha ritoccato i prezzi, chi poi invece è riuscito a tenerli più o meno così, però comunque verso l'estate il prezzo è stato ritoccato per tutti, al cliente finale intendo dire. Per il resto, sì, il pollame sto parlando, sì. Maiale e manzo adesso cominciamo a vedere i primi aumenti, sinceramente bisognerà vedere come andrà avanti il mercato. C'è chi decide di ritoccare i prezzi, chi invece prova ad andare avanti così con quello che c'è adesso. Sicuramente tra un mese vedremo tutto aumentato, come si è visto anche già il latte, insomma. Senta, ma qual è la reazione dei vostri clienti a questo aumento dei prezzi? Cioè come viene accolto? C'è consapevolezza, comprensione, c'è una riduzione del consumo di carne, ad esempio? Cioè, qual è la reazione del consumatore a questo andamento dei prezzi? Sì, sicuramente le spese vengono più oculate, si consuma carne, abbiamo visto un po' meno, tra l'altro poi col caldo c'è stata comunque una riduzione. Il pollame è sempre la carne a cui si fa fatica a rinunciare, perché comunque è legato anche a un discorso di leggerezza, di velocità, di praticità, e quindi quella comunque non abbiamo visto un grosso calo. Sicuramente c'è anche il tema del ridurre anche lo spreco alimentare, e quindi anche lì bisogna stare sempre molto attenti, soprattutto con il fresco. Quindi una nuova cultura dell'alimentazione, una nuova cultura del risparmio legata ad un aumento di prezzi in combinato disposto, per cui poi alla fine anche per voi il periodo diventa più difficile. Vogliamo parlare un po' della differenza tra grossa distribuzione, dove forse il prezzo della carne continua a tenere, e invece il dettaglio? Quali sono le difficoltà che voi avete in più e che quindi possono andare a determinare queste differenze di prezzo? Beh, sicuramente l'approvvigionamento, nel senso che comunque noi abbiamo quantità minori che acquistiamo, e quindi non abbiamo dalla parte nostra il potere di decidere il prezzo. Dall'altra parte, essendo piccoli negozi, possiamo anche decidere come acquistare, in che maniera, spingere un prodotto piuttosto che un altro. Quali sono i prodotti ai quali si inizia a rinunciare secondo lei? Cioè, come sta cambiando il mercato? Sicuramente la carne è quella che costa di più, quindi il pezzo più pregiato, e credo che in un'ottica appunto anche ecologista e di risparmio sia anche giusto vedere che in una bestia, insomma, i tagli di carne sono diversi, non esistono solo quei due tagli di carne, quindi l'importanza di saper utilizzare tutto, e anche per noi vuol dire fare degli acquisti diversi, cioè quando non serve acquistare in più tagli di carne, perché vengono acquistati più quei tipi lì, certo, ma si può usare tutta la bestia. Senta, a 2 settimane dalle elezioni non posso che chiedere anche a voi, al vostro comparto, no? di che cosa ha bisogno la vostra categoria da parte della politica, quali sono le decisioni importanti grazie alle quali voi potreste beneficiare? Beh, sicuramente un cambiamento sul discorso energia. Sentivo prima il servizio per il comparto agricolo chiedevano il taglio fiscale per quel che riguarda dal 15 passarlo al 50%. Noi come commercianti abbiamo chiesto un 30%. Vediamo che cosa si potrà ottenere. Già comunque a livello nazionale i nostri vertici continuano il dialogo con il governo uscente. E a livello territoriale più che altro noi ci muoviamo, perché anche il discorso delle leggi
collegati al nostro comparto tante volte sono una questione territoriale più che nazionale. Senta, secondo lei c'è la necessità di tutelare maggiormente il Made in Italy, immaginando anche insomma, che noi consumiamo carne che arriva da qualsiasi parte d'Europa? Quello sicuramente, ma nelle nostre piccole aziende è quello anche che ci chiedono i nostri clienti, di avere un prodotto a chilometro zero. Il cliente ormai è informatissimo e chiede da dove proviene la carne, da dove è, come viene allevata, che cosa mangia, e quindi questo per i nostri clienti noi sono informazioni che diamo, anche la grande distribuzione le dà, però sicuramente bisogna stare attenti a questa cosa qua del chilometro zero, della vicinanza e di come viene allevata la bestia, insomma. E certo sono dettagli che fanno la differenza, ma sono anche quei dettagli che spesso rendono meno competitiva la nostra carne rispetto a quella che arriva da allevamenti dell'Unione Europea, no? Quindi immagino una tutela anche in questo senso. A livello di prezzo sicuramente siamo meno competitivi, però se il cliente comincia a guardare davvero queste cose qua, allora un cambio di rotta ce l'avremo sicuramente. Grazie Maddalena Stecca, responsabile della categoria dei macellai della FIDA di Confcommercio, grazie per essere stata in nostra compagnia, buon lavoro a lei e ovviamente a tutte le persone che oggi con questa intervista lei ha rappresentato. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. Allora, costi dell'energia e delle materie prime sono sempre più insostenibili. Con Ascotrade ne abbiamo parlato, ovviamente parliamo di bollette, la nostra intervista, l'intervista della redazione di Treviso a Filippo Boraso. Vediamo. La proposta di tassare gli extra profitti delle aziende produttrici sarebbe giusta, dice il presidente di Ascotrade, ma è di difficile applicazione. È una norma che è comprensibile nel periodo che viviamo, di difficile applicazione. Perché difficile applicazione? Perché prevede un saldo da calcolarsi in un contesto di rapporto tra IVA di un anno e l'anno precedente che non riflette esattamente quello che è l'effettivo risultato ottenuto in seguito all'incremento dei prezzi dell'energia. A monte dell'aumento del prezzo dell'energia, sicuramente gli effetti del conflitto in Ucraina. Il problema fondamentale è che la Russia forniva circa il 40% del fabbisogno di gas all'Europa. È venuto meno la fiducia nei confronti del paese russo e quindi il mercato, un brutto termine ma è così, il mercato in questo momento sta scontando il fatto che possa mancare circa il 40% di gas. Una parte è stata sostituita, non tutto, e questo sta quindi fortemente condizionando i prezzi. Una contingenza di tanti fattori a provocare questo innalzamento, che ricade necessariamente anche sul costo delle materie prime. Nei mercati all'ingrosso il loro prezzo è cresciuto di quasi 8 volte rispetto all'anno scorso, che si traduce in un aumento dalle 5 alle 6 volte per il cliente. Una situazione nuova ed emergenziale, prima d'ora mai affrontata. Quello che noi auspichiamo, ribadisco, è che i tecnici competenti, i ministeri competenti e la politica in generale possa trovare una soluzione alla difficoltà che stiamo vivendo. Anche noi, ribadisco, anche noi aziende del settore, che alla fine siamo degli intermediari di energia tra l'ingrosso e il dettaglio, viviamo questa grande difficoltà mettendo tutto l'impegno che possiamo per andare incontro alle esigenze del territorio che serviamo. Allora, ci sono buone prospettive per il price cap, l'ha detto oggi a Radio 24 il ministro Cingolani, se ne sta discutendo, si vede diciamo la luce in fondo al tunnel, ma noi piccoli utenti con le nostre famiglie che cosa possiamo fare? Abbiamo provato a contattare un esperto informatico, la società per cui lavora ha sviluppato e testato la sicurezza dell'app Immuni, ve lo presentiamo, si chiama Massimo Piccello. Buongiorno Massimo. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i suoi telespettatori. Grazie per averci raggiunto. Allora, con lei tra pochissimo, perché prima dovrò mandare la pubblicità, parleremo della tecnologia, di quanto la tecnologia può venirci in aiuto per provare a gestire anche le nostre utenze domestiche, gli elettrodomestici, insomma per aiutarci a risparmiare. Non solo la tecnologia che ovviamente si è imposta nella nostra società chiedendoci di consumare, vediamo come ci può aiutare a risparmiare, quindi ne parleremo tra pochissimo.
Prima edizione, eccoci ben ritrovati, 12:20, siamo partiti con i rincari, gli aumenti di prezzo, ovviamente anche causati dal costo dell'energia, dunque produrre costa di più. E adesso facciamo un passo in avanti e parliamo con l'esperto informatico che abbiamo prima salutato. Buongiorno nuovamente Massimo Picello, per provare a capire come poter risparmiare. Buongiorno ancora e ben ritrovato. Eccoci. Allora, nelle nostre abitazioni sono entrati prepotentemente nuovi dispositivi elettronici che quindi ci portano a consumare di più. Ma come la tecnologia ci può aiutare a risparmiare? Come poterla usare in maniera consapevole? Partiamo da qua. Aspetti, perché forse il microfono l'ha spento. Eccoci. Un attimo. Sì, adesso la sentiamo. Perfetto. Bene. Prego. Partiamo da una premessa, come si soleva dire. La nostra è una società fortemente energivora. Tutto un insieme di attività che prima venivano svolte manualmente ci sono state in qualche modo rese più semplici, più facili, e vengono svolte da apparecchiature, sistemi e tipologie di apparecchi più o meno adatti a farci risparmiare tempo. Fondamentalmente lo strumento principe della tecnologia è proprio il risparmio di tempo in confronto all'uomo per liberare tutto un insieme di attività. Esempio molto banale: una volta arrivava un amico a casa e si andava a aprire il cancello a mano, adesso i cancelli sono automatici. Dietro ci sono tutto un insieme di apparati che hanno bisogno di energia elettrica. Oltre a questo abbiamo visto anche una rivoluzione di questi apparati che ci hanno portato ad avere televisori che vengono gestiti tramite un telecomando. Vengono gestiti tramite un telecomando che basta un pulsante e il televisore si accende. Non si accende per magia, ovviamente, si accende perché è in una modalità particolare, viene chiamata stand-by, cioè in sospeso, che gli permette di ricevere gli impulsi dal telecomando stesso. Oltre a questo abbiamo tantissimi strumenti in casa che sono in continua modalità di operatività, da quelli più banali, sappiamo tutti che il frigorifero non si può spegnere, a quelli più insospettabili, forno microonde, macchine del caffè, a quelli che ci sembrano oggi necessari ma una volta non esistevano, come i router, il wifi domestico, le telecamere, eccetera eccetera eccetera. Quindi la prima cosa che dobbiamo tutti noi fare è una presa di consapevolezza di quello che è l'effettiva realtà della nostra vita moderna. E quindi per poter agire su quelli che sono i costi bisogna partire da un presupposto: non esistono pasti gratis, tutto quello che facciamo ha un costo in qualche forma. Conoscere quali sono e come sono organizzati questi sistemi però ci permette di fare un'operazione molto importante: controllarli e tramite il controllo ridurre quello che è l'impatto. La tecnologia da questo punto di vista ci aiuta molto e ci aiuterà sempre di più, sia da un punto di vista di applicazioni mobile che ci permettono di far fronte allo scenario di tutti questi strumenti che abbiamo in casa, sia dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica degli strumenti stessi, che vanno da strumenti intelligenti, lavatrici intelligenti, frigoriferi intelligenti, tutto quello che è il mondo IoT, fino alla possibilità di andare a declinare la nostra forma contrattuale, vale a dire quanto paghiamo l'energia all'ora, se parliamo di energia elettrica per esempio, in funzione di quelli che sono gli strumenti che abbiamo in casa. Certo, sappiamo tutti che fare la lavastoviglie la mattina è molto costoso, farlo la sera si può risparmiare molto, ma come faccio a gestire questa informazione e con quale tecnologia la gestisco? In quella logica la tecnologia ci sta dando dei grandi aiuti, però serve un po' di consapevolezza.
Diversi giorni fa il ministro Cingolani ha diffuso le nuove linee guida per il risparmio domestico, no? Quindi quel famoso grado in meno, quella settimana in meno in cui tenere acceso il riscaldamento, chiarendo però che in questo caso non ci saranno sanzioni, quindi non ci saranno controllori che entreranno nelle nostre case, e lo stesso ministro diceva diventa una questione di buon senso, deve diventare una cultura condivisa. Con questo piano riusciamo a risparmiare una buona fetta di costi. Ci possiamo fermare qui secondo lei? Cioè davvero quant'è il risparmio per un elettrodomestico o, mi perdoni, una televisione che non viene tenuta in stand-by, un computer che non viene tenuto in stand-by? Davvero molto il risparmio? Allora, non voglio scendere nel tecnico in maniera specifica, però non tutti gli stand-by sono uguali agli altri. Non tutti gli strumenti sono energivori allo stesso modo. Mediamente, e parliamo di media, il risparmio che si ottiene da una corretta gestione degli strumenti in stand-by vale tra l'8 e il 10% dell'importo annuo. Quindi uno direbbe: spendo 1.000 euro l'anno di elettricità solamente gestendo in maniera opportuna gli stand-by che ho in casa. Parliamo di una famiglia media composta da 4 persone che utilizzano gli strumenti che utilizziamo più o meno tutti, e potrebbe avere un risparmio di circa 90-100 euro l'anno. E poi le cose vanno un pochino divise, no? Vanno divise da un punto di vista di bolletta energetica nazionale. Quindi se tutti risparmiassimo anche solamente un 5% a livello di sistema, di comunità, il risparmio avrebbe dei numeri molto interessanti, ma già così cominciamo ad avere una percezione di cosa voglia dire. La cosa buffa è che questo in verità l'avremmo sempre potuto fare. Cioè l'esigenza del risparmio che nasce in questo momento nasce da un approccio culturale che ci ha portato a pensare che l'energia, le risorse fossero sempre disponibili. L'abbiamo visto anche con l'acqua quest'estate, lo vediamo col gas, negli anni 70 è stato visto col petrolio, e quindi dobbiamo avere una certa consapevolezza che non sia solamente emergenziale, ma far emergere proprio una cultura del cambiamento, una cultura di responsabilità. La tecnologia da questo punto di vista ci può aiutare molto. A questo proposito parlavamo io e lei alcuni giorni fa al telefono di applicazioni, no? Voi avete lavorato alla sicurezza dell'app Immuni, poi magari ci racconterà anche che ne è stato di questa applicazione. Ricordo tra l'altro che oggi è il primo giorno in cui vengono distribuiti vaccini bivalenti, quindi vaccini capaci di contrastare le due varianti in circolazione. Poi ci collegheremo anche con il nostro Guido Barbato da Padova proprio per questo. Parliamo di applicazioni, che cosa ci attende nel futuro? A quali applicazioni, tipologie di applicazioni si sta studiando, sempre in un'ottica di risparmio energetico, cioè di gestione anche insomma della vita quotidiana e in un'ottica appunto di risparmio? Allora, possiamo parlare di due tipologie di applicazioni, e per applicazioni si intendono quelle che gestiamo normalmente dal nostro dispositivo, il nostro cellulare. Una prima grande categoria sono le applicazioni che vengono realizzate e distribuite gratuitamente dagli stessi grandi distributori di energia elettrica. Ci sono delle applicazioni che ci permettono di avere una visibilità molto precisa tramite la connessione con il contatore intelligente di qual è l'impatto di una nostra operazione anche al momento su quello che è il nostro consumo elettrico, e ci permettono, raccogliendo i dati, andando ad inserire anche i dati di quello che è il nostro contratto vero e proprio, di comprendere come possono cambiare i costi in funzione di quando utilizziamo un determinato strumento. Alcune di queste applicazioni poi sono applicazioni che lavorano in funzione anche di altre forniture all'interno dell'abitazione. Non c'è solamente l'elettricità, ma c'è anche il gas, c'è anche l'acqua calda. Quindi, come sempre, per poter avere un risparmio bisogna conoscere lo strumento che si sta utilizzando. Quindi queste applicazioni sono quelle distribuite dai maggiori distributori di energia elettrica, ci permettono di avere una visione concreta e semplice
di quella che è la nostra bolletta, di quelle che sono le nostre tariffe, ci permettono quindi di capire in qualche modo correggere quelli che sono dei comportamenti magari non virtuosi, ma non virtuosi perché, ripeto, dando per scontato determinate cose, ossia la disponibilità dell'energia elettrica a basso costo, per esempio, non abbiamo fatto attenzione ad alcuni aspetti. La normativa è anche andata avanti, nel senso il risparmio di una lampadina LED banalmente è 60 volte inferiore a quella di una lampadina di incandescenza. Però uno dice: cosa succede se lascio lo sportellino del microonde acceso? Lo sportellino del microonde acceso in verità è un problema dal punto di vista del consumo elettrico, perché diventa molto molto importante in quanto lo strumento si aspetta di dover entrare in funzione subito. Quindi queste applicazioni ci danno un controllo su quella che è la nostra effettiva attività e di come può essere modificata. Poi ci sono altre applicazioni, di cui due hanno degli aspetti interessanti e particolari. Esistono delle applicazioni che ci permettono di imparare a risparmiare tramite quella che si chiama gamification, quindi tutto un insieme di attività che vengono svolte e fatte per insegnarci, educarci ad una corretta responsabilità ed utilizzo delle risorse. Questo penso che sia un tema importante, soprattutto nei confronti di una popolazione che diventa sempre più attenta a determinate tematiche. Altre invece ci permettono proprio di fare quell'insieme di operazioni che sono noiose, tra virgolette, tipo andare a spegnere tutti gli strumenti in stand-by utilizzando la combinazione sia dell'applicazione che di qualche tipologia di hardware che viene messo in mezzo, come può essere una spina, per permettere proprio di spegnere lo strumento. Questo è un altro sistema che ci permette di operare bene, anche perché con la moltiplicazione di strumenti in stand-by uno potrebbe dire: ci metto un quarto d'ora a fare il giro della casa a togliere tutte le spine. Quanto dovremmo attendere secondo lei, visto che insomma voi lavorate, siete proprio dentro il settore più di noi, quanto dovremmo attendere secondo lei perché questo tipo di applicazioni possano diventare di uso comune nella popolazione? In verità si sta verificando un processo aiutato anche dagli investimenti che sono stati fatti da questo punto di vista, parlo del bonus 110, quelli che verranno fatti fare per il PNR, che va verso la casa intelligente, e quindi già i maggiori produttori utilizzano sistemi di domotica, cioè la possibilità di controllare da remoto molteplici aspetti della propria casa, tra cui il funzionamento della rete elettrica, e quindi programmare, inibire, permettere tutto un insieme di attività che sono già in essere effettivamente. Certo, c'è un gap tecnologico, non tutte le case dispongono di domotica, ma il futuro va in quella direzione. Questa è la direzione. Senta, ma un annetto fa le due parole chiave diciamo le direttrici dello sviluppo della nostra società erano la sostenibilità e la digitalizzazione. Che fine ha fatto la digitalizzazione e come ci può aiutare sempre all'interno dei ragionamenti che stiamo facendo sul risparmio energetico? Per certi versi i processi di digitalizzazione, se da un lato vanno a produrre consumo di energia elettrica, perché ovviamente questi strumenti richiedono energia elettrica, dall'altro lato invece vanno a ridurre quello che è l'impatto ambientale. Cioè l'ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione banalmente ci permette di avere tutto un insieme di documenti, tutto un insieme di funzionalità che possono essere svolte direttamente tramite gli smartphone e che ci liberano, diciamo, dal dover andare fisicamente dentro lo sportello. Questo dal punto di vista dell'impatto globale e della sostenibilità di quelli che sono i servizi e di quelle che sono le necessità, in verità riduce altri aspetti relativi ai consumi, gas piuttosto che petrolio, benzina, gasolio per spostarsi, per non parlare della carta, delle risorse. La digitalizzazione è sicuramente uno degli elementi fondamentali, però che sia nella nostra vita o che sia nella pubblica amministrazione, la digitalizzazione porta in sé anche quelli che sono nuovi pericoli. Noi che ci occupiamo di cyber security lo vediamo molto bene, vale a dire
più un sistema è complesso, più diventa attaccabile. Bisognerà fare attenzione, ma il governo con l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security sta muovendo assieme all'Europa dei passi molto interessanti dal punto di vista della difesa, della digitalizzazione e della sostenibilità del nostro sistema. Poi sta a noi singoli cittadini comunque farci carico di un nuovo genere di responsabilità che ha a che fare con le competenze. Dobbiamo un pochino essere al passo con i tempi, studiare un po', capire un po'. E se posso permettermi un invito, visto che siete seguiti da molti, aiutare anche le persone che per una questione anagrafica o per una questione culturale sono rimaste un pochino indietro. In verità una delle grandi cose che sta avvenendo è la semplificazione di questi strumenti per far sì che possano essere adottati un po' da tutti. Aiutiamoci e oltre a risparmiare produrremo anche un benessere sociale e di sostenibilità più diffuso e condiviso. Assolutamente, siamo d'accordo. Poi tra l'altro pensiamo agli anziani ma pensiamo anche ai giovani. Oggi è il primo giorno di scuola e quindi pensiamo alle scuole che oltre a insegnare l'informatica potrebbero anche introdurre concetti come questi, come quello del risparmio anche ai ragazzi, quindi è un utilizzo anche più consapevole della tecnologia, proprio in qualche modo ragionando sui concetti che abbiamo cercato di spiegare oggi grazie al suo intervento. Grazie davvero Massimo Picciello per essere stato con noi in diretta. Mi permette solo una battuta riguardo della scuola. Io credo che far comprendere cosa significhi digitalizzazione all'interno della scuola con tutti i vantaggi e tutti i pericoli che ci sono sarebbe un grandissimo passo in avanti, perché ha a che fare col cyberbullismo, ha a che fare con la sostenibilità, ha a che fare con il risparmio, ha a che fare con i diritti. Io penso che un'educazione alla sicurezza personale, alla sicurezza informatica, alla gestione degli strumenti sia fondamentale per la costruzione di un cittadino più consapevole. Ecco. Le chiedo scusa se mi sono preso un minuto in più. Ha fatto benissimo, ne parleremo infatti tra poco sia con la dottoressa Palumbo, poi avremo anche la dottoressa Pizzoferro, una psicologa, proprio per parlare anche di questo, di cyberbullismo e di una società ormai sempre più tecnologica. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia Massimo Picciello, arrivederci. Arrivederci, grazie a voi. E allora ve la facciamo ascoltare la dottoressa Carmela Palumbo, l'abbiamo intervistata e questo è il suo augurio ai ragazzi per questo primo giorno di scuola. Attenzione ai ragazzi ma anche alle famiglie. Sentite che cosa ha detto. L'augurio ovviamente è di tornare ad una modalità di relazione serena con i compagni, con gli adulti, si cresce nella relazione, si cresce con gli altri e l'ambiente straordinario in cui ancora adesso, nonostante i social eccetera, lo si può fare è la scuola, è l'ambiente di relazione per eccellenza in cui ci si misura nelle proprie capacità, nella propria timidezza, nella propria resilienza, attenzione, insomma ci si misura con gli altri e poi si cresce nelle competenze, nelle conoscenze. Quello che raccomando ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto i più grandicelli, è di seguire i percorsi di studio che sentono più vicini alle proprie capacità, ai propri interessi, quindi non farsi guidare troppo dagli altri, dagli amici, dalla famiglia in questo, ma di seguire veramente quello che ci piace, perché quello che è importante è riuscire a fare qualunque percorso di istruzione professionale, istruzione tecnica, istruzione liceale, con successo. Per le famiglie dico una vigilanza e un'attenzione discreta. Non essere assillanti troppo con i figli, ma essere comunque presenti quando hanno bisogno e quando ci si deve confrontare con l'ambiente scolastico, soprattutto se ci sono problemi. Era la
dirigente dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo. Rush finale tra l'altro in questi ultimi giorni per poter fare le ultime nomine e coprire le cattedre ancora vacanti. Sono circa 16.000 le nomine che sono state fatte, il 25% degli insegnanti che oggi sono entrati a scuola insieme ai ragazzi sono precari, sono supplenti, e sul precariato ha intervenuto anche il segretario della CISL Massimiliano Paglini. Lo ascoltiamo. Noi abbiamo bisogno di certezza e di stabilità del sistema scolastico. Se questo non accade, non accadrà, avremo comunque sempre una scuola non in grado di essere al passo con le esigenze del paese, delle imprese e del sistema produttivo. Contro il precariato della scuola, per la necessità invece di rivedere i contratti della scuola, fermi da anni e soprattutto non in linea con la media europea. Sarà uno dei temi, quello del precariato, che la CISL porterà al confronto di domani a Casa dei Carraresi tra i candidati delle coalizioni in corsa il 25 settembre. Formazione per gli insegnanti, ma soprattutto stabilità. Ma il tema della precarietà attraversa tutto il sistema produttivo italiano, a partire dalla questione dei salari, perché è vero che abbiamo un problema di salari, di minimi salariali, ma il problema non è tanto l'applicazione di un minimo salariale per legge, ma è l'applicazione dei contratti collettivi e delle regole che consentano ai lavoratori di avere dignità e contratti di lavoro stabili. La flessibilità in entrata, chiosa Paglini, si è tradotta in questo paese in stage e tirocini. Il precariato attraversa tutti i livelli di occupazione. Per contrastare forme di sfruttamento del lavoro poi è importante potenziare anche gli organi di controllo. C'è bisogno di rafforzare tutto il personale della vigilanza, degli ispettorati del lavoro, dell'INAIL, degli SPISAL. Anche queste sono richieste che noi mettiamo nell'agenda sociale a livello nazionale e le recuperiamo nella nostra agenda sociale del territorio. Però credo che il tema della precarietà sia uno degli orizzonti sul quale dobbiamo investire. La futura classe politica che verrà eletta il 25 di settembre dovrà investire come contrasto alle forme di emarginazione del lavoro. Allora, siamo in attesa di collegarci con Marco Moretti, segretario generale della FLC Treviso. Con lui parleremo proprio di precariato, di scuola, ma non solo, ma anche di contratti di lavoro degli insegnanti che non sono stati rinnovati, sono fermi davvero da molti anni, e così gli insegnanti percepiscono degli stipendi che sono nettamente inferiori rispetto a quelli del resto della media dei loro colleghi d'Europa. Ma prima apriamo la pagina della cronaca. Ieri vi abbiamo dato la notizia di un 65enne colto da un malore mentre dal rifugio Rosetta stava andando verso Passo Pradidali. Purtroppo poche ore dopo si è scoperta la sua identità. Si tratta di un noto e molto amato dirigente dell'Ascom di Treviso. La notizia è rimbalzata subito in città, dove Antonello Peatini era conosciuto e stimato. Dirigente di Ascom e presidente degli agenti di commercio, era impegnato anche in politica. Nel 2013 e nel 2018 il 65enne si era candidato alle elezioni comunali nelle liste a supporto dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Era un'esperta guida alpina, era stato anche tra i fondatori del gruppo Logorai del CAI. Ieri aveva deciso di fare un'escursione a Passo Pradidali nella Valle del Primiero, in provincia di Trento. Stava percorrendo il sentiero 709 insieme ad una cinquantina di persone quando ad un tratto si è accasciato a terra colto da un malore. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sul posto è arrivata un'equipe medica che nulla ha potuto fare. Peatini è morto poco dopo il malore. Il corpo è stato elitrasportato a San Martino di Castrozza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Allora, mi dicono che è arrivato il nostro prossimo ospite, Marco Moretti, segretario generale FLC di Treviso. Buongiorno Marco, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno a voi, grazie Eccoci. dell'invito. Siamo puntualissimi e non potevamo non parlare con lei oggi, primo giorno di scuola, una giornata in cui, come confermato dall'ufficio scolastico regionale, è stata fatta una corsa contro il tempo per poter far iniziare la scuola senza alcun insegnante a casa, quindi per riuscire in qualche modo a coprire tutte le cattedre. Ovviamente, proprio perché non ci sono ancora tutti gli insegnanti, la scuola non inizia con l'orario a tempo pieno, ma soltanto con le mezze giornate. Allora, dal vostro punto di vista, dal punto di vista sindacale, com'è la situazione e qual è il problema che riguarda il ruolo degli insegnanti, anche legato ovviamente ai contratti di lavoro ad oggi in Italia? Allora, i proclami sono stati tanti, nel senso che a cominciare dal ministro diceva che tanti posti di ruolo, e anche quest'anno quasi 100.000, e
tutti dal 1 di settembre sarebbero stati ovviamente nominati, e con le elezioni per il Veneto previste per il 12, quindi per oggi, ci sarebbero state le cattedre piene. Purtroppo questo è stato come sempre uno slogan, perché innanzitutto abbiamo ancora una percentuale di docenti nominati di ruolo che è bassissima. Un dato: il Ministero aveva stabilito che per il Veneto dovevano esserci quasi 10.000 nomine in ruolo, dall'infanzia alle superiori, compreso il sostegno. Abbiamo sì e no 2.000 nomine di ruolo, significa che quasi 8.000 posti sono dati a supplenza. Ci si ritroverà anche quest'anno, dico un dato per quanto concerne solamente la provincia di Treviso: il 1 di settembre l'ufficio scolastico ha dato la bellezza di 2.500 posti di supplenza, tanti quanti sono stati più di quelli che sono state le nomine in ruolo. Capite che c'è una discrepanza non da poco. Quindi qual è il problema? Se tutti questi concorsi che sono stati banditi fossero stati rispettati e ci fosse una cadenza regolare, avremmo i docenti di ruolo che darebbero continuità dal 1 di settembre per più anni. Invece ci ritroviamo ad avere 3.000 nomine in ruolo, se va bene, e circa nel Veneto quasi 20-21.000 posti di supplenza. Capite bene che la straordinarietà diventa ovviamente la fa da padrone. È pensabile che questa sia una situazione che ogni anno si ripete? Abbiamo fatto presente che tanti posti di ruolo con tante persone precarie avrebbero dovuto essere banditi dei concorsi straordinari per garantire, terminandoli in tempo però, perché abbiamo ancora concorsi straordinari che si stanno completando, e quindi succederà anche un'altra cosa anomala. Ci saranno dei supplenti che vengono nominati adesso, e quando sarà terminata questa fase procedurale ci saranno il docente nominato di ruolo che subentrerà. Capite che anche questo in corso d'anno è un problema. Cambi di cattedra, cambi di docenti, lezioni veramente, docenti che si alternano. Non è questo il metodo. Avevamo detto di prendere per tempo, di comunicare per tempo e di confrontarci con i rappresentanti dei lavoratori per tempo. E invece prassi ministeriale il giorno prima dell'apertura delle graduatorie e quant'altro. Non è così che si può programmare. Ma poi, Moretti, vogliamo anche parlare di questi concorsi che hanno visto tantissimi bocciati, ma dei concorsi che sono stati insomma anche estesi in maniera quantomeno equivoca, con delle domande, con delle risposte sbagliate, o delle domande comunque particolarmente difficili, cioè la qualità dei concorsi. Esattamente. Ha toccato un punto fondamentale, perché uno dei problemi che a ricaduta adesso viviamo è quello di persone, candidati, gente con esperienza, oltretutto gente che non è da adesso che insegna, hanno partecipato al concorso ordinario, e le procedure, la modalità con i quesiti avevano tantissimi casi, tantissimi ovviamente che sono andati poi in contenzioso. Ci si ritrovava domande sbagliate, le risposte altrettanto sibilline, quindi caotiche, e ovviamente questo ha fatto sì che le modalità anche di valutazione abbiano fatto che questi concorsi, che dovevano essere di supporto, di aiuto per inserire personale e quindi avere un numero consistente, è risultato un flop. Vale a dire, ti trovi veramente, da quello che ti aspettavi come numero, un numero ridotto di coloro che sono stati promossi. Il problema è, scherzando, o sono tutti ignoranti o effettivamente a monte c'è stato qualcosa che non ha funzionato, perché stiamo parlando di casi veramente di numeri e tuttora stanno venendo fuori, perché è da ultimo, qualche giorno fa, un'ennesima valutazione, un'ennesima verifica di domande, quesiti sbagliati. Capite che io credo che se si fa un calcolo, abbiamo tante classi, abbiamo tanti posti di organico, ma è così difficile pensare di fare un concorso normale e poter fare delle prove ordinarie e poter fare per la straordinarietà per quelli che sono da tanti anni in servizio e hanno 5-10 anni di esperienza lavorativa e che quindi hanno garantito tutti gli anni da supplenza, di poter fare in modo di rendere un concorso serio ma agevolato. Ci troveremo gli anni
questo discorso qui mi sembra di sentire me l'anno scorso, ma anche 2 anni fa. Capite che questo discorso è troppo sempre poco interesse della politica nei confronti della scuola. Com'è possibile che, insomma, adesso lasciando perdere i banchi a rotelle, i 2 anni di Covid, con delle scelte che riguardano la scuola piuttosto discutibili, ma è possibile che un problema che è un po' come quello del reclutamento di medici e infermieri per la sanità, è possibile che sia così difficile mettere mano alla questione? No, io crediamo che ripeto, soprattutto in questa fase di pandemia tutti hanno elogiato, diciamo, la solidità della scuola che è andata avanti inventandosi DAD eccetera, ma il problema esisteva già prima. Il problema che i lavoratori della scuola stanno urlando è: cerchiamo di riuscire a rendere delle classi migliori, le cosiddette classi pollaio che appunto col Covid hanno evidenziato. Evidentemente la scuola e la sanità sappiamo tutti che sono 2 elementi fondamentali e l'emergenza lo ha dimostrato. Il problema è: ma chi è che decide gli investimenti e lo sviluppo della scuola? La programmazione chi la fa? Da quello che vediamo in questi ultimi anni, siamo a fine legislatura, 4 ministri in una legislatura che si sono accavallati. Potete bene immaginare che tipo di continuità. Ma a prescindere da questo, chi è che decide? Sicuramente non decide il Ministro dell'Istruzione, lo decide il Ministero di Economia e Finanze, assieme ovviamente al Governo. Il Governo che dove può risparmiare, e è la dimostrazione di decenni, è sicuramente la scuola. Non è un argomento, tra l'altro, Moretti, di campagna elettorale la scuola, non l'abbiamo vista tra i proclami dei vari partiti, devo dire sia da destra che da sinistra. Diciamo che tutti dicono esattamente che è fondamentale. Il problema è: ma sono disposti a sedersi al tavolo e prendere tutte le relazioni che i rappresentanti dei lavoratori, i sindacati in questi anni hanno fatto? Ci sono addirittura, non una cosa vecchissima, un protocollo con degli impegni scritti tra il ministro Bianchi in 21 punti, un protocollo per la scuola del maggio 2021. È restata lettera morta. Ed è restata lettera morta anche per quanto riguarda l'ultimo, il PNRR. Il decreto legge 36 ne è un esempio lampante. Si legge 4 articoli relativi alla scuola dove i veri investimenti per la scuola non esistono. Si va a risparmio e si va a utilizzare diversamente le risorse già precedentemente erogate alla scuola. Credo che questo sia un metodo sbagliato. Cioè, proprio è come dire, la scuola viene completamente inascoltata. Vogliamo parlare un po' di stipendi, perché i nostri colleghi europei, insomma, hanno investito di più sulla scuola, anche dal punto di vista contrattuale. La contrattazione è ferma da quanto per quanto riguarda, insomma, la remunerazione degli insegnanti? Facendo una cronistoria, nel 2018 si è riusciti ad avere un contratto dopo 10 anni. Con degli aumenti, con della parte normativa giuridica che cambiava un po', teneva conto dell'evoluzione dei tempi, e una parte economica, diciamo, non certamente straordinaria. Tenete conto che il contratto del personale di tutto il comparto istruzione, università e ricerca è scaduto esattamente il 31 dicembre del 2018. Si sta discutendo ormai da tempo di quello che doveva essere il rinnovo 19-21, con determinate cifre. Ovviamente le varie avvicendarsi e anche ovviamente la caduta del governo non ha agevolato ovviamente questa definizione. C'è stato un incontro per ricominciare a ridefinire questi aspetti normativi ed economici, e in questo caso diciamo pure l'aspetto salariale in questa fase, in quest'autunno che ci vede usciti non del tutto da una pandemia. Con la guerra e i problemi energetici, credo che la parte economica per tutti i cittadini lavoratori comincia a essere la parte più rilevante. Ripeto, c'è stato un incontro, una nuova seduta, esattamente, se non ero il 7, l'8 settembre, quindi pochi giorni fa. Vediamo che cosa porterà, se ci sarà la possibilità di riuscire a divenire a qualcosa di concludente. Però teniamo conto esattamente che tra 2 settimane noi siamo
con il voto, cioè a questa fase tra 2 settimane stiamo valutando esattamente quello che sarà un nuovo Parlamento con numeri diversi tra Senato e Camera e ovviamente la composizione di un nuovo governo che è tutto da immaginare. Capite che si aspetta anche per il personale della scuola, a parte il riavvio difficile tra organico, tra misure di sicurezza abbastanza strane, perché anche qui le linee guida sulla sicurezza anti-Covid sono decisamente, oserei dire, generiche, e la parte dei problemi ovviamente che saranno economici. Non è semplice. Tenete conto un altro aspetto, che stiamo discutendo di un contratto 19-21 che esattamente quando nascerà, quando sarà deliberato, sarà già scaduto al 31 dicembre dell'anno scorso. Cioè ci troviamo ad andare a discutere momenti, ripeto, di normativa che ormai avranno efficacia irrilevante, perché siamo già nel 22. Certo. E di conseguenza la parte economica invece che è già un aspetto di cui dovremmo già discutere il triennio successivo. Capite che non si può vivere in queste condizioni, soprattutto in questa fase economica che tutto il paese sta attraversando. Cosa ne pensa della proposta del passaggio alla settimana corta proprio per riuscire a contenere i costi della scuola? Ci sono determinati ambiti territoriali ed enti, mi viene in mente il Padovano, che stanno iniziando a convocare i dirigenti scolastici per riflettere, cioè per immaginare che questo cambiamento organizzativo possa diventare una proposta concreta in un'ottica di risparmio. Ci sono amministrazioni comunali, province che lo stanno facendo e province che non lo stanno facendo. Come mai questa disparità? Evidentemente ogni ente locale sta cercando ovviamente di ragionare facendo i conti con quelle che sono le proprie problematiche, però bisogna tener conto anche del tipo di, chiamiamolo, servizio che la scuola è. Vogliamo ridurre anche i giorni ulteriormente? Effettivamente sarà così rilevante per tutto il sistema il risparmio? Andiamo a ridurre ancora le ore dopo tutto quello che è successo con la DAD nei confronti degli studenti? Cioè io credo che questo sia un andare a colpire nuovamente la scuola. Come linea politica siamo assolutamente contrari, perché non credo che siano questi gli aspetti su cui andare a colpire per una riduzione energetica. Perché, ripeto, il danno sarebbe ulteriore, soprattutto per quello che sono state le relazioni degli studenti, ma anche proprio l'orario. È questo l'unico modo? Io credo che ci possono essere altre soluzioni anche in altri settori, in settori produttivi. Voglio fare riferimento all'illuminazione, certo, alle climatizzazioni selvagge tra caldo e freddo che ci sono durante i periodi sia estivi che invernali. Io credo che ci siano altri elementi, altri settori dove effettivamente deve essere. La scuola, onestamente, almeno qui la vogliamo mantenere e la vogliamo tutelare. Quindi la scuola non si tocca. E l'ultimo tema che vorrei sottoporle è questo, proprio quello del diritto allo studio. Dispersione scolastica che non è altissima in Veneto ma sta aumentando. Il diritto dello studio che ancora non è assicurato, cioè non tutti hanno gli stessi diritti. Questo diventa determinante poter ovviamente avvicinare tutti. Il problema è il sistema scolastico, il sistema di istruzione nazionale scolastico e quello regionale, perché abbiamo di fatto due sistemi. Riescono effettivamente a incanalarsi e a coadiuvarsi l'uno con l'altro per fare in modo che ci sia la possibilità che nessuno sfugga, ma soprattutto perché diventa fondamentale in una società anche produttiva che chiede sempre di più, diventa fondamentale che ci siano le conoscenze, e per chi ovviamente si rivolge all'aspetto, diciamo, della istruzione statale e regionale, della formazione professionale, a maggior ragione diventa necessario. Qui ci devono essere degli strumenti di maggior controllo da parte di tutti i settori, a livello nazionale ma anche a livello regionale, perché abbiamo verificato che uno studente che riesce ad avere una maggiore capacità di conoscenza, una maggiore istruzione in questo senso, avrà la capacità
di poter, in un mondo che cambia, in un mondo produttivo che abbiamo visto che tipi di scosse può avere, avrà la capacità di potersi reinventare in altri tipi di lavoro. Certo. E se non c'è questo meccanismo di flessibilità e si diventa, tra virgolette, monotematici, diventerà molto difficile poter ovviamente riuscire a reinventarsi in un ambiente lavorativo sempre più difficile e sempre più ovviamente in cambiamento. Grazie a Marco Moretti davvero di essere stato con noi oggi in questa giornata particolare dove non vogliamo raccontare solo i sorrisi dei bambini ma anche i problemi della scuola, i problemi che devono essere risolti da questa classe politica. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Arrivederci. Buon plastico. Grazie, arrivederci. Eccoci. Teniamo da parte per un attimo il tema della scuola. Abbiamo il nostro Guido Barbato in collegamento da Padova perché oggi debutta il nuovo vaccino con già evidentemente delle prenotazioni per le prime somministrazioni. Eccoci Guido, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti dal padiglione 6 della Fiera di Padova. È qui che ci si è ridati l'appuntamento, in sostanza questo luogo, insomma, i nostri telespettatori lo conoscono già, per procedere alla nuova vaccinazione anti-Covid che è in via di somministrazione proprio da oggi, da stamattina. Il centro vaccini, come vedete, è sempre quello, le persone stanno uscendo alla spicciolata anche perché le prenotazioni di oggi, prima giornata, meglio ancora dire prima mattinata, sono state 120 e perciò insomma le hanno già un po' smaltite nel corso della mattinata, come si diceva. Che cos'ha di diverso questo vaccino? È il cosiddetto bivalente, come a dire che va a coprire anche la variante Omicron. Ne sono arrivate 75.000 dosi nel territorio di competenza della ULSS 6 padovana e ovviamente anche dell'azienda ospedaliera. Qui si può venire ovviamente con la solita modalità di prenotazione che per quanto riguarda questa quarta dose è riservata a chi era prenotato già per la terza e la quarta, come detto, e per quanto riguarda i vecchi vaccini vengono utilizzati solo per coloro che non avevano mai fatto né la prima né la seconda. Ecco, questa la spiegazione. Ci sarà l'apertura di punti vaccinali anche da parte dell'azienda ospedaliera Università di Padova a partire da sabato presso il Policlinico, sabato prossimo 17 e sabato 24, e qualora ci fosse bisogno l'azienda ospedaliera è pronta ad aprire nuovamente gli hub di via San Massimo. Come detto, verranno distribuiti anche non solo a Padova capoluogo ma anche a Monselice, Campo San Piero e in particolare anche poi nelle case di riposo e ai medici di famiglia per destinarli soprattutto alle persone fragili. Abbiamo sentito nel frattempo il direttore del Dipartimento di Prevenzione della ULSS 6 Euganea, il dottor Luca Sbrogiò, che ci spiega che cos'ha di diverso questo nuovo vaccino da quelli precedenti, anche questo ovviamente da somministrare sopra i 12 anni. Sentiamo insieme. Sono una composizione del ceppo Wuhan e del ceppo Omicron, quindi ci sono gli antigeni di entrambi queste varianti e quindi può dare una copertura anche delle varianti che sono emerse nello sviluppo virale. In questo momento stiamo offrendo il vaccino nuovo alle persone che si erano precedentemente prenotate, sono attese oggi qui in fiera dalle 100 alle 120 persone. Se riterranno possiamo comunque dare il booster con il precedente vaccino che funziona, ha dimostrato di essere buono per coprire le forme gravi di malattia. Le prossime consegne sono previste nei prossimi giorni, compreso il vaccino di Moderna che ha una composizione simile a questa della Pfizer. La composizione del precedente era solo sul ceppo Wuhan, questo nuovo è una composizione di un minor contenuto di Wuhan per dare spazio anche ad antigeni dell'Omicron. Per questo motivo, per il più basso livello antigenico, è raccomandato non per il ciclo primario, ma è indicato per chi fa il cosiddetto booster, cioè la terza o quarta dose.
Ecco, mi sembra tutto chiaro, ripeto, si può già iniziare a prenotarsi via computer, via internet sul sito della ULSS 6 e gli orari di somministrazione, almeno qui a Padova, come vi dicevo, al momento sono limitati alla mattina, padiglione numero 6 della fiera di Padova appunto. Poi per le altre sedi credo che nei prossimi giorni arriveranno altre comunicazioni per le altre sedi dislocate, ma come vi dicevo ci sarà una distribuzione forse in parte pubblica, in parte tra virgolette privata, nel momento in cui verranno consegnati nelle case di riposo e presso i medici di medicina generale e poi appunto nel Monselicense e nel Campo San Pierese. Grazie al nostro Guido Barbato. Questa sera vi faremo vedere le immagini nel corso dei nostri notiziari. Buon lavoro a te e alla tua troupe. Poi noi vi racconteremo ovviamente delle somministrazioni dei vaccini anche in tutte le altre province del nostro Veneto, perché appunto il vaccino debutta in tutto il Veneto, ma non solo. Ed oggi di fatto è comunque una giornata importante. Ci colleghiamo adesso con la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, per riprendere in qualche modo. Buongiorno dottoressa, la vedo già collegata, eccoci, ben ritrovata. Buongiorno Anna. Allora, torniamo un po' a parlare di ragazzi, perché oggi è il primo giorno di scuola e fino ad ora insomma, abbiamo parlato soltanto delle problematiche legate alla scuola con il precariato degli insegnanti, ma vorrei accendere la luce, il faro proprio sui ragazzi che tornano dopo il Covid a ritrovarsi, a condividere anche le loro espressioni, perché non ci sono più le mascherine, tornano ad avere un compagno di banco, perché finalmente i banchi tornano ad essere uniti, non c'è più il distanziamento, insomma torna la scuola pre-Covid, una scuola che però ha imparato molto dal Covid. Vorrei partire da qui con lei. Che cosa ci ha insegnato questo Covid? Che cosa ha insegnato a questi ragazzi? Come ha cambiato la modalità, anche le modalità in qualche modo relazionali? Beh, intanto bello che torniamo a parlare dei ragazzi. Io vorrei che dei ragazzi non si smettesse mai di parlare, perché sono un argomento importante, sono il nostro futuro. E anche che non si pensi che mettere le mascherine o togliere le mascherine sia il fulcro di qualunque problematica presente e futura, perché comunque potremmo aver superato la fase di scuola di emergenza, ma comunque tornando a prima dell'emergenza la scuola era un ambiente dove c'erano dei problemi da risolvere e forse dobbiamo ritornare a risolvere quei problemi che erano ancora dei nodi irrisolti. I bambini e gli adolescenti non imparano le competenze per entrare in relazione con i loro pari semplicemente perché tolgono le mascherine, e quindi su queste abilità relazionali, sul come si sta in società, dobbiamo sempre essere presenti come adulti e poterli accompagnare in questo percorso di crescita, al di là del fatto che possano sicuramente, con la felicità di tutti, avere un compagno di banco e sorridersi senza le mascherine. Senta, si dice da sempre, no, che la scuola è una grandissima agenzia educativa, forse una delle più grandi. È ancora vero secondo lei? Sicuramente è ancora vero e non credo che perderà mai questa sua funzione, però la scuola da sola è solamente una massa di mattoni. La scuola, non dobbiamo dimenticare, che è composta dalle persone, quindi dai bambini, dagli insegnanti e dalle famiglie. È la società che è un posto educativo e a questa società dobbiamo tutti contribuire. Per questo dico, non pensiamo che i problemi siano superati. È superata una fase emergenziale, quella fase dove si davano delle risposte immediate a delle situazioni che si modificavano. Ora possiamo ritornare ad occuparci di problemi strutturali e quindi aiutare questi ragazzi ad avere una formazione giusta che non comprende solamente le materie scolastiche, ma anche il loro stare nel mondo, così come gli insegnanti hanno bisogno di aiuto per riuscire a stare vicino ai bambini e anche ai genitori, perché ci sono spesso corsi di formazione per gli insegnanti, ma quando è che si trova lo spazio anche con i genitori per poter riflettere sul proprio essere genitori, come accompagnare i bambini nella crescita? Vorrei chiedere alla regia se possiamo riproporre l'intervista, la breve lanciata preparata della dottoressa Carmela Palumbo, perché nel fare il suo augurio ai ragazzi e ai genitori ha detto due cose importanti. Allora, dottoressa Pizzoferro, gliela faccio riascoltare, la faccio riascoltare anche ai nostri telespettatori, perché vorrei commentarla con lei.
L'augurio ovviamente è di tornare ad una modalità di relazione serena con i compagni, con gli adulti, si cresce nella relazione, si cresce con gli altri e l'ambiente straordinario in cui ancora adesso, nonostante i social eccetera, lo si può fare è la scuola, è l'ambiente di relazione per eccellenza in cui ci si misura nelle proprie capacità, nella propria timidezza, nella propria resilienza, attenzione, insomma ci si misura con gli altri e poi si cresce nelle competenze, nelle conoscenze. Quello che raccomando ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto i più grandicelli, è di seguire i percorsi di studio che sentono più vicini alle proprie capacità, ai propri interessi. Quindi non farsi guidare troppo dagli altri, dagli amici, dalla famiglia in questo, ma di seguire veramente quello che ci piace, perché quello che è importante è riuscire a fare qualunque percorso di istruzione professionale, istruzione tecnica, istruzione liceale, con successo. Per le famiglie dico una vigilanza e un'attenzione discreta. Non essere assillanti troppo con i figli, ma essere comunque presenti quando hanno bisogno e quando ci si deve confrontare con l'ambiente scolastico, soprattutto se ci sono problemi. Allora, dottoressa Pizzoferro, ho preso appunti anch'io perché la dottoressa Palumbo ha detto una serie di concetti a mio avviso molto importanti. Il primo, si cresce con gli altri, la scuola è l'ambiente di relazione per eccellenza. Sì, vedo intanto studi che dicono che possono apprendere meglio in un ambiente sereno, quindi non è vero che se li mettiamo troppo sotto pressione imparano con spirito di sacrificio ad apprendere i contenuti. Per riuscire ad apprendere non devo essere soverchiato dall'ansia, quindi devo essere in uno stato di focalizzazione dell'attenzione che posso avere se l'ansia non è eccessiva. Quindi dobbiamo sì imparare a trasmettere le regole ai bambini, a trasmettere dei doveri, ma non devono stare in un ambiente di eccessivo stress e soprattutto devono essere in un ambiente che ritengono accogliente. Sono totalmente d'accordo, vorrei solamente fare però un breve inciso sul fatto che la dottoressa diceva ritornare ad una relazione serena. Ecco, nei 2 anni di Covid, quando ci siamo confrontate, Anna, io molto spesso cercavo di riportare le famiglie a non essere eccessivamente allarmate da questa situazione di emergenza, non è una situazione che i bambini non possono affrontare. In questo momento invece vorrei sollevare un attimo il problema sul fatto che non dobbiamo pensare che all'improvviso si ritorna indietro in una situazione idilliaca in cui c'erano solo relazioni serene, perché anche prima, anche quando si era in presenza nella scuola, sono presenti difficoltà relazionali tra i compagni, sono presenti atti di bullismo e problemi di autostima e di cattiva relazione tra i bambini. Quindi non dobbiamo in questo momento accantonare e pensare che non hanno più bisogno di noi perché si torna magicamente a una relazione serena. Infatti vorrei tornare con lei poi sul bullismo, anche sul cyberbullismo, con degli episodi che sono capitati anche qui nel nostro territorio, però volevo fare un passaggio su un altro punto della dottoressa Palumbo che parla di interessi e capacità, cioè provare ad ascoltare che cosa ci piace fare veramente, perché la cosa importante è riuscire a portare avanti un percorso con successo, qualsiasi tipo di percorso sia, non necessariamente socialmente riconosciuto. È sicuramente condivisibile l'idea che dobbiamo aiutare i bambini e poi gli adolescenti a sviluppare un proprio pensiero autonomo e a inseguire dei propri desideri che innanzitutto vanno riconosciuti anche dalla persona stessa, che se è ancora immatura non sa neanche dire che cosa vuole dalla vita, ma arrivare a questo percorso di consapevolezza anche qui i bambini non possono farlo da soli se non sostenuti dalle figure educative, dai genitori e dagli insegnanti che prima di tutto li educano all'autonomia. Stamattina mi era stata fatta una domanda rispetto al carico delle mamme che devono aiutare i bambini a fare i compiti. Ecco, ci terrei a dire che i genitori insieme agli insegnanti devono aiutare i bambini ad imparare a fare i compiti da solo, quindi il ruolo del genitore non è fare i compiti con il bambino, ma aiutarlo a maturare in questa autonomia, che se nel fare i compiti, quindi nel fare i compiti pratici, poi diventerà anche un'autonomia nel fare delle scelte per la propria vita.
Come possiamo invece ad aiutarli a gestire e riconoscere gli episodi in cui i nostri ragazzi sono a disagio con i loro compagni? Innanzitutto insegnandogli a coltivare il dialogo e l'ascolto, quindi li possiamo aiutare con l'esempio. I bambini imparano da quello che noi facciamo con loro, quindi se ci diamo dei tempi e degli spazi per ascoltare e per dialogare, allora apriremo in loro questo canale di riflessione con il quale a loro volta sono più capaci e predisposti di mettersi in osservazione e in ascolto delle proprie emozioni e delle emozioni degli altri compagni, perché sicuramente i bambini e gli adolescenti possono essere di aiuto in prima linea anche per cogliere dei vissuti di disagio dei loro pari. L'aiuto dei pari tra di loro è sicuramente fondamentale nell'aiutarci a crescere, aiutarli a crescere meglio. Ecco, lei ha parlato di pari, stiamo assistendo ormai da diverso tempo a questa parte un fenomeno che avviene proprio tra pari. Questi ragazzi che si danno appuntamento attraverso i social network, in particolare TikTok, che ha insomma dei tempi, i tempi di attenzione si sono abbassati molto e quindi non si seguono più i video di Facebook, ma si passa a TikTok, dove i video insomma durano dai 10 ai 15 secondi, non di più, e i pari si ritrovano lì e poi lì si danno appuntamento fuori. Abbiamo visto centinaia di ragazzi ritrovarsi in Piazza dei Signori piuttosto che ad Oderzo in piazza, questi appuntamenti, momenti corali in cui deve succedere qualcosa, succede qualcosa, e questo qualcosa è quasi sempre qualcosa di violento, è una sfida. Come ci aiuta a interpretare questo meccanismo, cioè questo viaggio che dal social ci porta alle piazze e poi da lì a diventare spettatori di un episodio di violenza? Sì, leggo spesso delle teorie un po' colpevolizzanti verso i bambini e gli adolescenti che usano i social, però non dimentichiamoci che i social non sono stati inventati dai bambini né dagli adolescenti. Gli stessi TikTok o altri social non sono stati inventati dai bambini, sono stati inventati da adulti, dalla nostra società, che ha preso questo strumento e l'ha messo nelle mani dei bambini. E quindi è come se gli dessimo delle armi che gli adulti stessi non sanno utilizzare e poi li lasciamo in balia del fatto che loro da soli devono imparare ad utilizzarli. Dico armi, ma potrei dire anche semplicemente il coltello può servirci per mangiare a tavola, ma il coltello può diventare qualcosa che ferisce se lo diamo in mano a un bambino che non sa utilizzarlo. Ma pensiamo prima di tutto in che modo lo utilizzano gli adulti. Non sono forse anche gli adulti che con i mezzi che abbiamo adesso a disposizione sono diventati molto più impulsivi, per esempio nello scrivere, e abbiamo anche tra adulti molto più facilmente delle discussioni. Non sono anche gli adulti diventati molto più superficiali, sono per esempio molto più comuni le relazioni, anche le relazioni affettive, che iniziano e finiscono nel giro di un'ora di messaggi. Ecco, noi stiamo dando un esempio agli adolescenti. Gli adolescenti non fanno altro che mettere in pratica ciò che vedono essere nella società. Quindi non possiamo chiedere ai bambini e agli adolescenti di cambiare se non c'è prima una società alle loro spalle che cambia, e quindi passa per una riflessione sul modo in cui sta utilizzando i social, sul modo in cui i social entrano nella vita reale, che poi a cascata con il loro esempio loro potranno insegnare ad utilizzarlo diversamente anche alle giovani generazioni. Avrebbe un senso porre un limite, secondo lei? Ci sono diverse famiglie spaventate dal fatto che il social in qualche modo comunque stia sostituendo la lettura di un libro, l'esperienza di un libro in cui ci tuffiamo, in cui lasciamo così volare la nostra mente, rispetto a quella di un social in cui insomma sostanzialmente vivono le emozioni, quelle più veloci, quelle più d'impatto, in cui non c'è nemmeno il tempo per ragionare. Ha un senso porre un limite? Nella vita servono dei limiti, servono delle regole, ma soprattutto serve un pensiero dietro a questi limiti e queste regole, perché possiamo vietare per un determinato periodo, possiamo pensare che non è ora di dare degli strumenti quando il bambino in una certa fascia d'età non è ancora maturo, ma prima o poi con questi strumenti si deve confrontare.
Quindi il limite e la regola da soli possono anche essere controproducenti se poi magicamente all'improvviso, crescendo, diamo al bambino questo stesso strumento per il quale non l'abbiamo mai preparato. Quindi il limite va dato di pari passo alla formazione con la quale li prepariamo poi ad utilizzare gli strumenti in base alle competenze che vanno via via maturando. Tra l'altro è una scuola sempre più tecnologica, l'abbiamo visto, siamo entrati con le nostre telecamere dentro alle classi e insomma c'è la smart TV, ci sono oltre alle LIM, insomma stanno davvero entrando le televisioni, i computer e in qualche modo sta sparendo la carta. È un processo evidentemente inarrestabile, quindi questi stanno diventando i linguaggi dei ragazzi? Sì, per questo appunto non possiamo semplicemente eliminare o limitare. C'è una competenza tecnica delle giovani generazioni che non possiamo trascurare e questa competenza tecnica va sostenuta, ma deve andare di pari passo appunto ad aiutarli a gestire questi strumenti, del quale nessuno più farà a meno. All'inizio mi diceva Anna che cosa ci lasciano questi 2 anni di pandemia e questi 2 anni di scuola in didattica a distanza. Sono 2 anni nel quali non dobbiamo buttare via appunto, il bambino con l'acqua, perché sia i bambini che gli insegnanti hanno imparato ad utilizzare degli strumenti che possono essere anche molto utili in momenti particolari nel quale magari non ci si può veramente ritrovare, non solo per il Covid, ma ci sono tante altre situazioni, appunto anche patologie croniche di alcuni bambini che non li permettono di andare a scuola con continuità, scusi. E quindi questi strumenti vanno ora appresi nella maniera giusta, dobbiamo farli diventare parte integrante della nostra vita, non farci guidare dagli strumenti ma averli al nostro servizio. Senta, in ultima battuta in apertura lei ha detto ci sono diversi altri problemi che riguardano in qualche modo la scuola. A che cosa si riferisce? Sicuramente l'età dell'adolescenza sappiamo che è una fase di grande cambiamento nel quale molti ragazzi possono sentire un vissuto di disagio, possono mettere in atto comportamenti impulsivi o di dipendenza di vario tipo. Sappiamo che anche i genitori e gli insegnanti a volte hanno bisogno di essere sostenuti nel capire in che modo aiutare ragazzi e bambini che possono avere dei momentanei stati di disagio. Rispetto a questo vissuto non c'era nella scuola un programma strutturale di aiuto di sostegno psicologico, per esempio. Nei 2 anni di pandemia sono stati stanziati dal governo, che ora si appresta a terminare il suo incarico, degli interventi in emergenza, ma appunto a termine. Non c'è una previsione stabile di poter avere lo stesso servizio finita la pandemia, però come dicevo prima dobbiamo ricordarci che i bambini, la scuola non sono in sé un'emergenza, sono il futuro e di questo dobbiamo occuparci sempre. Dovremmo occuparcene in una maniera strutturale e pensata prima che i problemi emergano, perché ricostruire è molto più complicato che crescere già sani, quindi dovremmo pensare alla prevenzione prima che pensare a come poi riparare i problemi. Grazie dottoressa, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato insomma attraverso un'altra luce, un altro punto di vista questo primo giorno di scuola e per aver provato anche a dare alle famiglie qualche strumento in più per gestire le problematiche che riguardano giovani ed adolescenti. Grazie davvero per essere stata in nostra compagnia, arrivederci. Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Diversi giorni fa ci fu anche un incontro dell'Associazione per la prevenzione dei suicidi. L'Ordine degli Psicologi era presente insieme a diversi enti, il presidente della provincia Stefano Marcon con il numero verde anti-suicidi. Ci sono diversi canali di aiuto che sono stati attivati anche nella nostra
della provincia. Però giustamente, come dice la dottoressa Pizzoferro, la scuola potrebbe essere un'agenzia educativa all'interno della quale sia anche previsto un aiuto e un sostegno psicologico per i ragazzi che durante il percorso dovessero averne bisogno. Vi ricordo Ring di questa sera, torniamo a parlare di politica e vi diamo gli ospiti della puntata di questa sera. Conduce Ferdinando Avarino, ci saranno Enrico Cappelletti per il Movimento 5 Stelle, Raffaele Regoli, Telexit, Raffaele Speranzone per Fratelli d'Italia, Andrea Martella, segretario del Partito Democratico Veneto, Antonietta Gatti, Vita e Gianluca Schiavon per Unione Popolare. Ovviamente tra pochissimo, come ormai abbiamo iniziato a fare da diverse settimane a questa parte, inizierà anche qui in questa sede un breve dibattito politico che è necessario per darvi ancora più strumenti per arrivare consapevoli al 25 di settembre. Vi ricordo anche il sondaggio di Ring di questa sera, il capo dello Stato eletto dal popolo. Che cosa ne pensate? Sì, il capo dello Stato eletto dal popolo è una buona soluzione. 0422 16 26 691, no, lo 0422 16 26 690, perché non c'è in ballo solo la rappresentatività, ma c'è in ballo anche la governabilità di questo Paese, e davvero in questi giorni da destra e da sinistra si discute di questa proposta, appunto quella del presidenzialismo. In ultima battuta vi facciamo vedere le immagini della lunga diretta di ieri, dove sapete a Canale d'Agordo insieme alla nostra Tiziana Bolognani abbiamo seguito in diretta la cerimonia di festa, il ringraziamento per la beatificazione di Papa Albino Luciani. Quindi prima di andare in pubblicità vi facciamo vedere queste immagini. La fede di Papa Luciani ha le sue radici nella madre, Bortola Tancon, nella cultura e nell'inconscio delle genti venete e alpine. L'inconscio collettivo dei veneti è istintivamente religioso, quello delle popolazioni alpine lo stesso. Cita la descrizione dello scrittore Carlos Gorloni, il patriarca Moraglia, nel giorno della messa di ringraziamento per la beatificazione di Albino Luciani, officiata accanto ai vescovi di Vittorio Veneto e Belluno Feltre, in una Canale d'Agordo gremita da migliaia di fedeli. La parola umiltà è quella che riecheggia più spesso, proprio l'umiltà scelta come motto episcopale accanto alle tre virtù teologali che hanno guidato il suo breve ma denso pontificato. Luciani mai cercò di mettersi in mostra per la sua cultura o per il suo sapere teologico, né tantomeno voleva dare l'immagine dell'intellettuale o dell'accademico, poiché non mirava a essere apprezzato perché dotto o istruito, piuttosto aveva a cuore il bene delle persone a cui si rivolgeva. Nelle omelie, nei discorsi, nelle udienze, voleva che lo capissero, che capissero il Vangelo. Migliaia le persone in piazza in un paese che aspettava da tempo di celebrare il suo figlio prediletto. Un momento di grande unione della nostra comunità veneta, bellunese, dell'Italia intera, attorno ad una figura che ha fatto dell'umiltà il suo simbolo, del suo sorriso, della vicinanza alle persone, del sapere essere esempio, in una società dove l'esempio e dove l'individualismo alcune volte supera l'esempio del singolo, invece quell'esempio era esempio di beatitudine. Oggi il tempo, almeno rispetto a domenica, ci ha regalato una bellissima giornata, una giornata ovviamente che è di grandi emozioni per questa comunità, per tutta la provincia di Belluno, che ovviamente celebra e ringrazia per questo importantissimo, straordinario riconoscimento al nostro Papa, che così per sempre potrà rimanere ancora di più nei cuori di tutte le persone che lo hanno amato. Il suo motto era Humilitas, ma unito alla determinazione dell'uomo di montagna, e questo era Albino Luciani. Ha lasciato un ricordo in tutti, e quindi oggi è una giornata straordinaria anche per il nostro territorio, il territorio di Canale d'Agordo, il territorio dell'Agordino, della provincia di Belluno e di tutto il Veneto. A una settimana dalla beatificazione, Albino Luciani è tornato qui, tra le sue montagne, dove tutto ebbe inizio. Da Papa Luciani e Papa Bergoglio, che ieri durante l'Angelus ha ricordato nelle sue parole e nelle sue preghiere Suor Maria De Coppi, la missionaria comboniana uccisa in Mozambico trevigiana.
In questo momento di preghiera mi è caro ricordare Suor Maria de Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Cipenne, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi 60 anni. La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo mozambicano. Una testimonianza di fede, un esempio di martirio, il sacrificio di Suor Maria de Coppi, la missionaria trevigiana originaria di Santa Lucia di Piave, morta per mano di un attentato di origine islamica a Chipene, nel villaggio in cui prestava la sua opera di fede e carità, è stato ricordato oggi da Papa Francesco durante l'Angelus davanti a migliaia di fedeli. Ad una settimana dalla sua morte, proprio nel giorno in cui cade il 21° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, Papa Francesco invoca la forza della testimonianza perché sia impulso di forza e coraggio alle comunità, oltre il dolore. Suor Maria aveva scelto di restare nonostante il pericolo fosse vicino, come testimoniano le telefonate e i messaggi vocali fatti alla nipote Gabriella, suora comboniana a Roma. Una decisione consapevole, la missione di non abbandonare il suo popolo, oltre 400 famiglie seguite nella parrocchia in fuga dalla guerra. L'attentato sarà rivendicato proprio dall'ISIS il giorno dopo. L'organizzazione jihadista ha pubblicato la rivendicazione su alcuni suoi account affermando di aver ucciso la suora perché si era impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo. La comunità l'ha salutata con una celebrazione molto partecipata venerdì scorso in Mozambico e contemporaneamente a Ramera, per lei una messa in suffragio. Questa mattina il pensiero di Papa Francesco. 21 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, ieri l'anniversario di questa triste giornata. Andiamo a Padova con la cerimonia. Grazie per la vostra vicinanza e il coraggio e per essere rimasti al nostro fianco quel giorno 21 anni fa, così come siamo ancora oggi, fianco a fianco. Grazie. Thank you. Da 21 anni a questa parte, la commemorazione delle vittime dell'11 settembre 2001 è per Padova un momento di grande attenzione e solidarietà con il popolo statunitense. Al monumento Memoria e Luce, davanti a tante autorità civili e militari, il sindaco Giordani ha detto che il sacrificio delle tante persone morte l'11 settembre può avere, pur nel dolore del ricordo, un senso se da quell'evento ricaveremo un insegnamento di pace, anche se l'attualità sembra dare segnali opposti. Di volta in volta ricordiamo questa tragedia, però se ne aggiungono sempre altre. Si aggiunge l'Afghanistan, l'anno scorso si è aggiunta la guerra, è incredibile. Sembra che non riusciamo a imparare, il mondo non impara mai da quello che succede nella guerra. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi ci sono le previsioni del tempo e a seguire nell'ultima parte di questa prima edizione il dibattito politico con i candidati. A tra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un possibile rinforzo dell'alta pressione di matrice africana, tempo stabile dunque e clima gradevole. Il dettaglio di lunedì 12 settembre. Sul Veneto sarà asciutto, tanto sole ovunque come ci mostra la nostra grafica. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, al massimo velato. Qualche addensamento pomeridiano sui monti, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature in ripresa, minime tra 11 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, specie su pianura e costa, al massimo poco nuvoloso sulle zone montane. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime intorno ai 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sarà soleggiato dunque poche novità, solo con qualche velatura ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, eccoci, era partito un frame pubblicitario ma in realtà inizia ora il dibattito politico. Vi presento subito i nostri ospiti. Sapete che cerchiamo di, nell'ultima parte della nostra prima edizione, di dare la parola a diversi candidati delle varie liste, delle varie coalizioni, appunto per darvi degli strumenti per chiarirvi le idee e arrivare preparati alla data del 25 di settembre. Saluto e ringrazio Elena Cacciatori, Più Europa. Buongiorno Elena. No. Eccoci, ciao Elena, buongiorno. Gianpietro Avruscio, Forza Italia, buongiorno dottore. Buongiorno, buon pranzo ai telespettatori. Buongiorno, e poi abbiamo Anna Sautto per Vita. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti, grazie. Eccoci, allora io non posso non partire dai ragazzi, dalla scuola, ne abbiamo parlato molto, oggi è il primo giorno di scuola, ne abbiamo parlato con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, con i sindacati, con la vicepresidente dell'ordine degli psicologi, perché questa scuola in qualche modo da parte di tutti ha dei problemi ancora in sé che devono essere sanati, dal diritto allo studio, agli stipendi degli insegnanti, all'alternanza scuola-lavoro. Insomma, quale scuola volete per le famiglie e per i ragazzi? Partirei proprio da Elena, proprio per andare nell'ordine con cui vi ho presentato. Elena Cacciatori, Più Europa, prego. Sì, Più Europa nel suo programma dà parecchia importanza alla scuola. Noi siamo fermamente convinti che investire nell'istruzione, nella scuola, nell'università sia di fondamentale importanza per il futuro di questo Paese. La nostra proposta è di aumentare dell'1% del PIL in 5 anni la spesa. Diciamo che l'altro giorno è uscita una dichiarazione di Save the Children che diceva che bisognerebbe portarla decisamente più alta e è capitato proprio al momento giusto, ecco, perché noi lo stavamo sostenendo ormai da mesi. Noi saremmo per l'obbligo della frequenza fino ai 18 anni, per l'incremento del tempo pieno e soprattutto per la sistemazione, ecco, degli istituti secondari, quelli che si occupano della formazione, non dei licei, ecco, certo. Quelli che si occupano della formazione professionale, perché andrebbero un po' rivisti e sistemati. Per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro è un altro tema rilevante, ecco, che andrebbe messo a punto. Qualcosa evidentemente in questi anni non ha funzionato come avrebbe dovuto, si è visto anche l'anno scorso con gli incidenti che ci sono stati. C'è stato un ragazzo morto, ecco, mentre stava facendo l'alternanza scuola-lavoro, che è una cosa assolutamente inconcepibile. Che era un ragazzo al quale poi alla fine era mancata anche la figura del tutor, che è quella che deve essere prevista, no, nell'alternanza scuola-lavoro. Si riferisce a quel caso, immagino, Elena? Sì, mi riferisco a quel caso. È mancato il tutor e probabilmente sono mancati dei controlli. Cioè, ci vorrebbero dei controlli un po' più seri per vedere quali sono le aziende a cui affidare i ragazzi per l'alternanza scuola-lavoro, perché morire così mentre si sta ancora frequentando la scuola è una cosa del tutto inaccettabile. Certo, si riferiva anche al documento di Save the Children in cui si diceva che i dati della dispersione scolastica sono in aumento anche qui, insomma, anche nel nostro paese, e quindi insomma la necessità è una cosa preoccupante. Grazie Elena Cacciatori. Avruscio, sono da lei, Forza Italia, con la scuola. Guardi, noi partiamo da un concetto che riguarda non solo la scuola ma anche la sanità. E glielo dico perché al centro di queste istituzioni dovrebbe essere da una parte lo studente e dall'altro il paziente. E invece noi ci troviamo di fronte a delle organizzazioni che si pongono loro al centro di tutto, per cui poi a soffrirne effettivamente sono gli studenti da una parte con i genitori e i pazienti dall'altra.
In tempi non sospetti, sia personalmente che come rappresentante anche dei medici e del Dipartimento Sanità di Forza Italia, ho portato avanti proprio queste battaglie, perché vede, nel momento in cui gli operatori sia della scuola che della sanità, mi riferisco anche agli insegnanti, agli infermieri, ai medici dall'altra parte, non hanno una corretta gratificazione, è inutile pensare agli edifici nuovi che sono fondamentali, l'abbiamo visto, noi abbiamo una vetustà dei nostri sia ospedali da una parte, scuola dall'altra, che insomma sembrano a volte del terzo mondo, ma serve la materia prima, cioè il fatto di vedi, io le faccio un esempio personale. I miei genitori erano emigranti in Germania, se io non avessi avuto l'appoggio sia della scuola, del presalario, della casa dello studente, io avrei avuto veramente molta difficoltà a realizzarmi, a studiare ed arrivare anche a dare un contributo alla società, perché questi ragazzi sono il nostro futuro. Noi non possiamo costruire un paese di vecchi e nel momento in cui anche i nostri giovani arrivano poi dopo alla fine di un percorso scolastico, e noi che cosa facciamo? Li mandiamo all'estero. Io, guardi, mi creda, il primo articolo della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Io metterei virgola all'estero. Vede, anche il Veneto, come in Italia, è stata terra di emigrazione. Oggi ad emigrare sono i nostri giovani, perché nonostante le difficoltà poi per studiare, perché poi si pesa anche sulle famiglie, perché non è che è tutto gratuito, perché i genitori sono impegnati anche nel mantenere questi figli. Poi cosa succede? Che nel momento in cui possono dare un contributo alla nostra comunità, e allora poi dopo trovano poche opportunità, per cui devono andare all'estero. Parlo anche della sanità, quanti ospedali all'estero sono pieni di medici italiani, quindi non è soltanto un discorso di numero chiuso, è un discorso anche di dare gratificazione e valorizzazione al personale, sia scolastico, ripeto, che sanitario, che sono i due punti fondamentali che reggono una comunità: l'istruzione e la formazione da una parte e la salute dall'altra. Infatti di sanità parleremo tra pochissimo, perché anche questo è un grande problema proprio di reclutamento di medici ed infermieri che, come lei sta dicendo, tendono ad andare all'estero proprio perché gli stipendi sono maggiori, ma anche le condizioni di lavoro sono differenti. Anna Sauto, sono da lei con le politiche per la scuola. Sì, allora noi come Partito Vita abbiamo anche noi un punto molto forte sulla scuola. E allora io vorrei andare un po' nel pratico e dire proprio dei punti del nostro programma. Ecco, noi siamo per l'abolizione della DAD. Per noi la scuola deve essere in presenza, la scuola non deve essere un presidio sanitario, quindi basta mascherine. Veniamo da 2 anni dove i giovani sono stati alienati, dove il disagio sociale è più che mai evidente, dove stanno aumentando i suicidi in tutte le fasce della popolazione, soprattutto tra i giovani, cosa che il nostro paese non aveva mai visto in questo modo. Quindi la scuola deve essere un ambiente dove i giovani possono crescere, sviluppare i propri talenti, sentirsi nel posto a loro più adeguato. Perciò ripeto, abolizione della DAD e scuola in presenza, basta mascherine. Un altro tema per noi importante sulla scuola è stop all'indottrinamento gender. Allora, un bambino, soprattutto un bambino piccolo, non ha gli strumenti, non può avere gli strumenti per capire cosa gli viene spiegato, e sul gender noi siamo assolutamente contrari all'indottrinamento. Siamo per la libertà di scelta in età adulta, ognuno è libero assolutamente di vivere la propria sessualità come ritiene, ma sui bambini siamo assolutamente contrari a queste politiche che alcuni partiti stanno portando avanti di indottrinamento. Non esiste genitore 1, genitore 2, per noi esiste la mamma e il papà, e questo è un punto fermo. Un altro punto importante sulla scuola, oltre al fatto che deve tornare ad essere un ambiente dove i ragazzi sviluppano i propri talenti, è il fatto che mancano docenti.
Bene, mancano docenti, ma nessun programma dice da dove reperire le risorse per aumentare il numero delle cattedre. E ricordo che il PNR, tanto sbandierato, destina i fondi alla scuola per gli arredamenti e l'innovazione tecnologica e non per il capitale umano, che in questo momento è sicuramente la cosa di cui ha più bisogno il nostro sistema scolastico. Inoltre i bandi di gara del PNR sono bandi con una burocrazia pesante, non sono semplici da fare e comunque per seguire queste prassi burocratiche ci vuole personale e quindi torniamo sempre al punto che la nostra scuola è una scuola tutta da riformare partendo sull'attenzione ai ragazzi, ai giovani e al loro disagio sociale, che deve essere prioritario nelle politiche del governo, e sull'attenzione ai ruoli e agli insegnanti, che sono stata una categoria che negli ultimi 2 anni ha subito pesantissime discriminazioni, perché gli insegnanti che hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione, lo ricordiamo, sono stati sospesi senza stipendio e quando sono rientrati sono stati demansionati. Quindi bisogna anche chiedersi un insegnante demansionato che ha dedicato tutta la propria vita ad insegnare ai ragazzi, a portare le proprie esperienze, come si è potuto sentire in questa situazione, e il governo di questo si deve fare carico, il governo attuale e il governo futuro che verrà, e noi di Vita questo tema ce l'abbiamo ben presente ed è tra i nostri punti principali. Grazie Anna Sautto Vita. Allora torniamo da Elena Cacciatori. Con Avruscio si è fatto un po' questo parallelismo scuola-sanità, parallelismo che in qualche modo io vorrei raccogliere per rilanciare il tema pubblico-privato all'interno della sanità, una sanità che attualmente versa in queste condizioni con le liste d'attesa che sono sotto gli occhi di tutti. Allora la vostra ricetta, il giusto posto, la giusta via tra pubblico e privato, ecco. Beh, noi siamo per incrementare tutto sommato la spesa per la sanità, per potenziare la medicina sul territorio, perché si è visto in questi ultimi 2 anni che la medicina sul territorio è venuta un po' a mancare tutto sommato. Per quanto riguarda il discorso dei medici che mancano, sì, è vero, soprattutto in certe categorie. Abbiamo una carenza di medici, ma non è solo perché vanno all'estero. Si sente sempre parlare del numero chiuso di medicina che andrebbe elevato. Ecco, più che il numero chiuso a medicina, cioè all'università, il problema è sulle specialistiche. Ci sono delle specialistiche in cui sarebbe il caso di incrementare i posti disponibili. Ci sono sì, in effetti, dei reparti degli ospedali che fanno fatica e sono a corto, ecco, di personale. Per quanto riguarda le liste d'attesa, quello purtroppo è un problema che ci portiamo dietro dalla pandemia, soprattutto per quanto riguarda le visite di controllo, ma più che le visite di controllo, quelle che sarebbero le visite di prevenzione. Gli screening erano stati sospesi e mi risulta che non si sia riusciti ancora proprio del tutto a recuperare gli arretrati. Come risolvere secondo lei, Elena, la mancanza di sanità sul territorio, queste medicine territoriali che di fatto non stanno funzionando perché appunto non c'è personale, non c'è la capacità, la volontà, non ci sono i soldi? Come risolvere la carenza di medicina sul territorio? Per quanto riguarda la carenza di medicina sul territorio, è che bisogna riformare un po' le cose e incrementare gli ambulatori sostanzialmente, e servono dei presidi più efficaci. Ecco, di notte c'è la guardia medica, di giorno c'è il medico di base, però anche i medici di base spesso capita che non escano, poi dipende, perché ce ne sono che lavorano benissimo, ci sono situazioni in cui le cose funzionano, ma mi diceva una dottoressa dell'ospedale di Treviso ancora 2 anni fa, quando c'era ancora lo strascico della pandemia, diciamo estate 2020, che loro avevano raccomandato alla gente di non precipitarsi in pronto soccorso per ogni minima cosa, però gli arrivava la gente anche per cose di poco conto o per sintomi respiratori per cui avrebbero dovuto sentire prima il medico di base, e sembra che i medici di base non abbiano
alcuni non abbiano visitato i pazienti. Sono particolarmente in difficoltà. Grazie Elena Cacciatori. Giampiero Avruscio, immagino il suo tema, no? Il territorio che ancora non riesce ad esserci per i pazienti, investimenti, la ragione tra pubblico e privato, dove si va ad investire? La sanità deve essere pubblica, questo non ci piove, e il rapporto tra sanità pubblica e privata deve essere la sanità privata complementare, ma non sostitutiva del pubblico. Noi abbiamo visto con il Covid come effettivamente è servita la sanità pubblica, in particolare gli ospedali, perché si è risolto il Covid prevalentemente in ospedale. E quindi sono venuti in rilievo moltissime mancanze che i governi precedenti, grazie a tutti i tagli che ci sono stati, hanno determinato poi dopo questa situazione, a parte che non c'era il piano pandemico e tante altre cose che sono successe. Vede, su Padova ci sono circa 100.000 accessi ogni anno al pronto soccorso. Lei pensi che solamente sarà il 2-3% che sono solamente codici rosso. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il resto è una patologia che deve risolversi sul territorio, perché il pronto soccorso serve quando uno è in pericolo di vita, ma non per altro, non è un poliambulatorio dove uno va, è chiaro che poi dopo si attende molto. Allora ci vogliono degli investimenti. Non è, ripeto, il discorso del numero chiuso, perché, vede, io altrimenti non mi spiegherei come mai mancano i medici, si fanno i concorsi, i medici non partecipano, soprattutto alcune specialità, ma io li trovo però questi medici italiani all'estero. Per formare un medico specialista ci vogliono circa 200.000 euro per il ciclo, no, di specializzazione. Ma poi se questi medici vanno all'estero dove sono molto più gratificati, dove sono accolti a braccia aperte, è chiaro che poi dopo uno rimane a corto di medici. Io devo rendere attrattiva la professione del medico. E come riesco a renderlo attrattivo? Ed è chiaro che l'attrazione bisogna anche riformare territorio e ospedale, perché vede, normalmente quando i medici di medicina generale aveva o ha come massimale 1.500 pazienti, però in pre-Covid andavano sempre quei pazienti dal medico di medicina generale, molti neanche si presentavano dal medico, ma il Covid ha fatto esplodere una situazione, perché se aveva 1.500 pazienti si rivolgevano al medico di medicina generale. Allora è chiaro che deve esserci un rapporto diverso, un rapporto di collaborazione molto migliore fra territorio e ospedale, costruire i famosi percorsi diagnostico-terapeutici in cui tutti quanti partecipano e avere sempre, come ripeto, il cittadino al centro del nostro interesse. Io il rapporto che vedo tra pubblico e privato è quello, guardi, c'è stato un mio amico che aveva necessità di fare la riabilitazione in fisioterapia perché è stato operato a una spalla. Ebbene, una struttura privata convenzionata accreditata ha speso 540 euro, inammissibile, perché se è un mio diritto riabilitarmi io devo pagare come in ospedale. E questo quindi è un discorso che va sicuramente, come dire, qui nel nostro programma c'è. Dello Stato, no? Del pubblico, lei dice, Avruscio. Ma sicuramente, ma poi le dicevo, bisogna rendere attrattivo l'ospedale. In concreto cosa vuol dire? Io le faccio questo esempio. Brevemente le chiedo, che devo passare. Il pane è ritenuto un elemento fondamentale rispetto al whisky, che è un bene voluttuario. Se la salute è importante, allora agli operatori della sanità faccio pagare meno tasse, invece di pagare tasse infinite che poi diventano anche una rapina, far pagare meno tasse, in maniera tale da rendere attrattivo anche chi lavora, infermieri, medici e personale sanitario in generale. Grazie. Anna Sautto, siamo da lei. Sanità, il rapporto tra pubblico e privato. Allora, mi collego a quello che ha detto il collega prima di me sul rendere attrattiva la sanità pubblica.
E sono d'accordo con lui che per renderla attrattiva bisogna che le persone siano degnamente, giustamente, equamente remunerate come in ogni lavoro. Peccato che i fondi del PNRR tanto sbandierato mettano all'ultimo posto la sanità. Può andarlo a vedere chiunque, basta che digita su Google diversificazione dei fondi PNR e vede bene. I miliardi destinati alla sanità sono briciole rispetto a quelli destinati ad altri settori, tra cui la digitalizzazione, ad esempio, la transizione ecologica, o meglio la finta transizione ecologica. Ecco, mi permetto di essere un po' pungente perché bisogna dire le cose come stanno. Le cose stanno in questo modo, che se una persona ha i mezzi può permettersi una sanità privata e può permettersi una visita entro pochi giorni. Se una persona, se una famiglia non ha i mezzi, se una famiglia ha uno stipendio di un operaio, se una famiglia ha dei figli e non può permettersi una visita privata, deve aspettare nel pubblico anche un anno. Quindi se ha una qualche patologia, diciamo, può anche aspettare, può anche peggiorare, non è un problema del pubblico, e questo è quello in cui ci troviamo in questo momento, in questo Stato, in questo Paese, e ci troviamo in questa situazione anche per una gestione criminale, e non ho paura di ammetterlo, del Covid-19, una gestione che ha portato al collasso la sanità e che doveva essere gestita diversamente. I medici di base, i medici di medicina generale dovevano ritornare a fare i medici di medicina generale, i medici di base, i medici di famiglia, quelli che una volta si chiamavano medici di famiglia. Le persone dovevano essere curate subito, cosa che stanno rivelando adesso gli studi attuali, studi autorevoli sull'Lancet, con gli antinfiammatori si sarebbe evitato il collasso di quello che è la sanità pubblica. Un'altra cosa, mancano i medici. Bene, reintegriamo immediatamente tutti i sanitari sospesi, perché non dimentichiamoci che ci sono ancora sanitari sospesi perché non si sono sottoposti alla vaccinazione. Sono stati reintegrati, mi perdoni, No. non sono ancora stati reintegrati? No, la sospensione dei sanitari è fino al 31 dicembre di quest'anno e sono sospesi anche gli amministrativi nelle strutture sanitarie, vengono sospesi di 3 mesi, di 6 mesi. Ecco, di queste persone non ne parla più nessuno e queste persone sono ancora a casa senza stipendio. Non solo, ma possiamo essere curati da medici ucraini che non parlano la nostra lingua, e questo senza esprimere nessun giudizio sulla loro capacità, ma per tutelare quelle che sono le persone che lavorano nei nostri ospedali, nelle nostre strutture sanitarie e che si vedono senza lavoro perché hanno deciso di non sottoporsi ad un ricatto come è il vaccino Covid, come è stato il ricatto sul lavoro. Quindi per noi di vita il sistema sanitario nazionale deve essere completamente rivisto. Siamo anche molto, come dire, nel nostro punto è molto forte anche quello che è la prevenzione, la tutela e l'implementazione della prevenzione. Non possiamo ritrovarci sempre a rincorrere la medicalizzazione, ma bisogna lavorare sulla prevenzione e su uno stile di vita sano, altrimenti sarà sempre una rincorsa in mancanza di strutture, in mancanza di risorse, una rincorsa alla medicalizzazione delle persone. Per noi è importante anche incentivare quello che è la prevenzione di scelta terapeutica, la prevenzione, la precauzione, fare cultura di stili di vita sani, fare cultura di prevenzione delle malattie, che è una cosa importantissima di cui nessuno parla. Ecco, questi sono dei... Elena Cacciatori, di Più Europa, che vuole intervenire in modo che insomma eventualmente potete anche discutere insomma, tra di voi. Prego Elena. Sostanzialmente sono d'accordo che la prevenzione meriterebbe delle campagne ad hoc, ma la prevenzione non è sufficiente. Tanta gente si ammala non perché non ha fatto prevenzione, tanto per cominciare. E comunque riguardo i medici sospesi, il motivo per cui sono stati sospesi è che non ci si può permettere nei reparti ospedalieri dove ci sono malati immunodepressi, malati che sono immunodepressi perché trapiantati o perché sono sotto chemio o per altre ragioni, non ci si può permettere che i medici e gli infermieri che si occupano di loro siano un fattore di rischio e una possibile fonte di contagio Covid. Anna, Gli prego. sarebbe bastato vaccinarsi e non sarebbe... Se posso rispondere? Prego Anna, sì.
Sì, forse la signora non è informata che questo vaccino, che non è un vaccino ed è un farmaco sperimentale approvato via d'emergenza all'uso al commercio, ecco, forse non è informata che non sta funzionando, perché basta andare a vedere le tabelle pubblicate sull'Istituto Superiore di Sanità, dove si vede che la percentuale maggiore di decessi Covid oggi è tra le persone che hanno fatto la quarta dose. Quindi io vorrei capire perché un sanitario è obbligato a sottoporsi ad un farmaco sperimentale dalla molto dubbia efficacia. Questo non lo dice Anna Sautto, ma lo dice lo stesso Istituto Superiore di Sanità alla tabella 4C che è pubblicata, quindi è visibile anche questo a tutti, si possono andare a vedere le percentuali di decessi Covid tra chi non è vaccinato, chi ha fatto la prima, la seconda, la terza e la quarta dose. Devo a questo punto far rispondere anche il dottor Avruscio, visto che insomma lei in ospedale ci lavora. Dottore, prego. E dopo passiamo a un altro tema però. Sì, intanto sono due discorsi che sono su un piano diverso. Allora, non ha mai preoccupato la mortalità per Covid. Quello che ha preoccupato la sanità e che ha fatto esplodere le strutture sanitarie è stato il contemporaneo ricovero in terapie intensive di malati Covid, perché nel momento in cui tantissime persone con Covid avevano necessità di terapie intensive, non ce n'erano disponibilità per tutti, perché la mortalità di Covid è bassa. Che poi il vaccino sia ancora considerato sperimentale dopo insomma tutti gli anni in cui lo adoperiamo, insomma questo mi sembra insomma non corretto. Inoltre ribadisco un concetto: il vaccino è stato ed è un'arma fondamentale, tanto è vero che i ricoveri in terapia intensiva sono molto diminuiti. Che uno poi passi con il Covid, se lo passi a casa, è un altro discorso, ma questo non mette in crisi le strutture sanitarie. Le strutture sanitarie sono messe in crisi quando io sono ammalato di Covid e ho necessità di quelle terapie intensive. E come si vede invece, grazie anche al vaccino, questo non c'è più stato. Però io vorrei anche dire che come responsabile dei primari, ma anche ho assunto anche una posizione, come dire, personale, che poi è stata riportata anche da tutti i mass media, io sono favorevole al fatto di richiamare i sanitari, perché intanto insomma sono pochi i sanitari che non hanno avuto il Covid oppure non sono stati vaccinati, ma in ogni caso noi abbiamo oggi la possibilità di testare i sanitari, perché quando abbiamo avuto il Covid e non c'era il vaccino, insomma noi abbiamo salvato la vita alle persone. Io sono uno che si è vaccinato in maniera obbligatoria, facoltativa, e continuerò a vaccinarmi per tutto quello che è necessario, perché questo lo dice la letteratura scientifica, che il vaccino serve. Però ci troviamo in una condizione in cui, quando c'era l'emergenza e c'era la carenza di organico di cui tutti quanti siamo a conoscenza, allora cosa succede? Che se io allontano dei sanitari, lei pensa a un medico di medicina generale, 1500 pazienti, io devo avere un'alternativa. Dove mando questi 1500 pazienti? Tutti a pronto soccorso? Poi dopo è chiaro che è sulle spalle poi dei vaccinati. Ci fermiamo perché non voglio che il fulcro di questo dibattito sia i vaccini, ve ne sono già stati molti. Vi ringrazio però per aver sollevato la questione, ma ci sono altri un paio di temi che voglio trattare con voi. Il primo è quello sulle politiche energetiche di questo paese, quindi nella bilancia il nucleare piuttosto che le fonti rinnovabili, dove investire maggiormente, dove sburocratizzare. Parto con Elena Cacciatori. Allora, per quanto riguarda le politiche energetiche di questo paese, più Europa sostiene che bisogna in primis staccarsi dal gas russo. Questa è una cosa fondamentale. È chiaro che non è una cosa che si fa in una settimana. È uno dei motivi per cui noi appoggiamo il rigassificatore sia di Piombino che di Ravenna, perché sono, l'infrastruttura al momento fondamentale per l'approvvigionamento energetico del paese. Noi siamo a favore anche delle energie rinnovabili e siamo a favore anche della ricerca sul nucleare, che è una cosa che per i prossimi decenni risulterà fondamentale. Io personalmente mi sono letta
negli anni, ecco, un po' di cose sull'argomento, e sono a favore addirittura del nucleare tout court, nel senso che sarebbe il miglior modo di abbattere le emissioni e il problema dell'inquinamento. E le centrali di quarta generazione esistono e sono sicure. Le centrali non sono più fatte con il sistema con cui erano fatte all'epoca di Chernobyl, e le paure sono attualmente ingiustificate sostanzialmente, ecco. Poi ovviamente il problema energetico è parecchio complicato, ecco, e si va a sforare anche nel problema delle bollette, però quella è già un'altra. Quella è una conseguenza ulteriore, poi, no, del fatto che non abbiamo un'autonomia energetica. Grazie Elena Cacciatori. Avruscio, sono da lei con le politiche energetiche. Forza Italia. Guardi, Forza Italia è stata sempre favorevole sia all'energia nucleare, anche di quella di quarta generazione, alla transizione ecologica giusta basata su uno sviluppo sostenibile, eccetera. Però se noi siamo a questo punto, insomma, una responsabilità politica c'è. Noi non è che non avevamo le centrali nucleari, in tutta Europa hanno le centrali nucleari e noi andiamo a comprare l'energia dai paesi vicini, ma c'è stata una parte politica che ha sempre detto di no a qualsiasi cosa, e quindi ci troviamo ad essere dipendenti dalla Russia o da altri paesi, e quindi siamo fragili, siamo nudi di fronte a questa situazione. Lei pensi che nei governi precedenti, e qui se mi permette è attestato dagli atti parlamentari, l'energia del gas russo, la dipendenza dal gas russo era intorno al 20-25%, che è aumentato col governo Letta e poi dopo con il governo Conte ad arrivare al 47%. Insomma, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci svegliamo tutti quanti oggi, che ci sono le elezioni in cui effettivamente imprenditori, famiglie, imprese, insomma, siamo alla canna del gas. Come si dice, però c'è una responsabilità politica ben precisa se siamo a queste condizioni. Insomma, è come con il Covid, dobbiamo anche imparare dagli errori. Quei no non ci volevano. Adesso speriamo che tutti quanti, insomma, siamo convinti che bisogna procedere insomma, con quello che sono i termovalorizzatori e via di seguito, e la ricerca quindi sul nucleare. Quindi insomma siete abbastanza d'accordo. Anna Sautto, Vita, politiche energetiche, nucleare, fotovoltaico. Sì, mi fa piacere essere all'interno di questo dibattito, perché almeno sono una voce diversa da un coro comune, per quanto di forze diverse. Allora, noi siamo invece assolutamente contrari al nucleare. Per fortuna c'è una legge, un referendum che aveva votato no al nucleare, speriamo che non se ne faccia un altro e si cambi idea. Mi trovo anche all'interno di un dibattito un po', come dire, anacronistico, permettetemi, nel senso che sento parlare di energie rinnovabili, però assolutamente favorevoli ai rigassificatori. Allora io vorrei sapere, visto che si è detto no, che si studia, si legge da tempo, io vorrei sapere se si ha idea dell'impatto ambientale dei rigassificatori. Io vorrei sapere se le persone hanno idea di cosa significhi comprare il gas liquido dagli Stati Uniti, importarlo via oceano, via nave, a quanto va trasportato come temperatura, come poi va reso di nuovo gassoso, cosa significhi costruire un rigassificatore davanti, per dire, alla propria casa, come ci sono state le polemiche a Piombino e c'è già in previsione un rigassificatore a Ravenna. Mi chiedo se le persone sanno che per il rigassificatore di Piombino è stato nominato un commissario straordinario con autorizzazione a procedere, senza nessuna valutazione sull'impatto ambientale, in misura del tutto straordinaria. Una procedura che non è prevista ma è stata concessa. Io mi chiedo se le persone hanno idea del costo e dei prezzi di comprare il gas liquido, ad esempio dagli Stati Uniti. Forse crediamo che gli Stati Uniti ci vogliono molto bene e ce lo fanno pagare poco, ma non è così. E non è affatto così, lo paghiamo di più e paghiamo molto di più nel doverlo trasportare, nel doverlo rendere nuovamente gassoso, mentre i prezzi del gas russo, ecco, sono prezzi bloccati da contratti decennali. E quindi come risolverebbe lei il problema della crisi energetica? Allora, cioè quali ricette invece per risolvere la situazione attuale?
Esatto, allora io vorrei dire, intanto queste sanzioni che stanno facendo a chi hanno giovato fino adesso? Hanno giovato alla Russia? No. Hanno giovato all'Ucraina? No. Hanno giovato all'Europa? No. Hanno giovato agli Stati Uniti? Sì, assolutamente. Quindi c'è un problema, giustamente come dice, da risolvere. Per risolvere un problema bisogna fare delle scelte coraggiose da un certo punto di vista, e quindi o capire che quello che è stato fatto non è stato fatto nel nostro interesse e non va sicuramente nel nostro interesse. Il famoso discorso sul prezzo del gas, come si è visto, è stata una fumata bianca, non si è deciso niente ed è stato rimandato, vediamo se a fine settembre o metà ottobre. E bisogna sicuramente slegarsi da logiche di dipendenza, ma rendersi conto che nel nostro paese, e non lo dice Saúto Anna, ma lo dice un ex dirigente Eni ad un servizio di un emittente nazionale, nel nostro paese ci sono le risorse. Le risorse pulite attualmente in Italia sono poco più del 20%, si potrebbe implementare e arrivare quasi al 60% della copertura del nostro fabbisogno. Ci sono le risorse e bisogna trovare i soldi, e i programmi dei partiti di sistema, io sono andata a vederli, e a fronte di 330 proposte che vanno a impattare sulla spesa dello Stato, generiche, non solo sui costi dell'energia, ce ne sono solo 13 che dicono da dove andare a attingere i soldi. Allora è inutile riempire i programmi di proposte, di bei proclami, se poi non diciamo dove andiamo a prendere i soldi per fare queste riforme. E noi ce l'abbiamo la proposta di dove andare a prendere i soldi. Qualcuno vuole intervenire? Vedo Sì, no, molto. tutti e due. Allora aspetti, prima Elena e dopo Giampiero. Faccio notare due cose. Una è che chi ha fatto cadere il governo Draghi poi l'altra settimana si è messo a implorare Draghi perché risolvesse il problema delle bollette. Cioè forse bastava non far cadere il governo Draghi in primis. E il punto numero 2 è che il discorso del gas russo che costa meno è un punto relativo, nel senso, vogliamo continuare a comprarlo dai russi il gas? Vogliamo continuare a finanziare la guerra di Putin? Perché chi fa questo discorso sta sostanzialmente dicendo che l'unica cosa che gli interessa è accendere la caldaia quest'inverno a casa propria, e che tutto sommato dei morti ucraini non è che gliene freghi così tanto. E per quanto riguarda le sanzioni, sì, sono servite. I russi sono in fase di ritirata in parecchi punti del fronte. Abruscio. E questo è anche merito delle sanzioni. Abruscio. Se noi parliamo oggi di rigassificatori, lo dobbiamo a tutta quella politica dei no che c'è stata in Italia e che hanno una grande responsabilità anche sul costo della bolletta. Noi siamo in emergenza. Tanto è vero che si parla del carbone adesso, eccetera, perché insomma lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti. Poi chi le parla è uno che ha uno dei primi, che ha il fotovoltaico a casa, che ha le auto a GPL, che ha la moto elettrica, e quindi voglio dire, come esempio di vita, insomma, che dà il proprio contributo anche al rispetto dell'ambiente. Ma ripeto ancora una volta, almeno impariamo dagli errori fatti, perché non nascondiamoci dietro un'ideologia. Noi siamo dipendenti non solo dalla Russia, ma anche da tutto il resto dei paesi su quanto riguarda il gas e le fonti energetiche. Per renderci, noi non possiamo pensare, come è successo col Ponte Morandi, addirittura c'erano dei consiglieri 5 Stelle che dicevano che non sarebbe mai caduto. Poi quando crolla il ponte ci accorgiamo che c'è una tragedia e andiamo a piangere i nostri morti. Non è così, la politica è progettazione. Allora noi siamo a questo punto perché sono stati detti dei no a tutto e ancora continuiamo a dire no. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità. A seguire un ultimo giro di domande. A questo punto io andrei sulle politiche contro la denatalità, quindi politiche demografiche, aiuti alle famiglie, in che modo, ne parliamo tra pochissimo. Premeditazione
edizione, ben ritrovati ancora, grazie ai nostri ospiti per questo confronto che abbiamo dato vita da circa mezz'oretta. Allora abbiamo ancora 10 minuti e vi chiedo cortesemente, per riuscire a toccare due temi, quello della natalità e quello del fisco, di provare a rispondere in circa 2 minuti a testa in modo da poter fare ancora un doppio giro di domande. Partiamo con politiche per contrastare il calo demografico. Elena Cacciatori, Più Europa. Sì, noi siamo a favore prevalentemente dell'incremento dei servizi, per esempio gli asili nido, non ce ne sono a sufficienza, e come è stato scritto sulla pagina di Più Europa in questi 2 giorni, noi siamo anche a favore dell'incremento del congedo di paternità, come sta facendo il Nord Europa da un po' di tempo a questa parte. Perché fra le altre cose, se si riuscisse ad avere il congedo di paternità pari a quello di maternità, uno degli effetti positivi è che a quel punto non ci sarebbe per il datore di lavoro nessun problema aggiuntivo nell'assumere una donna. Cioè almeno non dovrebbe preoccuparsi del fatto che la nuova assunta possa nel giro di poco fare figli, ecco, perché sarebbe uguale la situazione. Certo. E poi perché noi pensiamo che i figli si fanno in 2, si tirano su in 2 e che insomma il compito debba essere equamente diviso fra l'uomo e la donna. Grazie. Forza Italia, Bruscio. Sì, guardi, questo è un problema molto, molto serio, quello della natalità, perché insomma non abbiamo persone fanno meno figli. Ma perché questo? Ma perché c'è un problema che è legato anche alle politiche economiche. Vede, a me risultano per esempio persone che hanno più di 3-4 figli che sono quasi costrette a dichiarare il falso, cioè a dire che sono separati, perché se sono separati il fisco gli viene incontro. Invece se sono insieme, famiglia, ad avere 4-5 figli, il fisco li penalizza. Allora, se noi vogliamo aiutare le famiglie, va bene qualsiasi proposta, però bisogna agevolare la fiscalizzazione, far pagare meno tasse e sostenere anche la natalità, perché così come ora non va assolutamente bene. Forza Italia è a favore appunto delle famiglie con la defiscalizzazione e non, ripeto, arrivare al fatto che una persona che ha 2 genitori che hanno 4-5 figli, costretti quasi a dichiarare il falso di essere separati per avere dei vantaggi verso l'asilo nido, verso la scuola materna, verso tutto. Grazie. Anna Sautto, Vita. Mi trovo d'accordo con il collega, nel senso che comunque allora vita lo dice il nome stesso, cioè del partito. Per noi la vita è il bene più grande e quindi siamo assolutamente a favore della vita, chi non lo è, ma noi proprio in maniera dichiarata, diciamo, e della vita intesa anche proprio come nascita, quindi della famiglia. Per noi la famiglia è il fulcro centrale di quella che dovrebbe essere l'azione di governo, partendo dal piccolo. Io sono stata candidato sindaco alle amministrative della mia città di Verona e nel nostro programma, che poi si rispecchia anche nel programma nazionale, la famiglia è al primo posto di quella che dovrebbe essere l'azione dell'amministrazione nel piccolo piuttosto che del governo. La famiglia come si può fare? Sicuramente bisogna avere le risorse, quindi alla fine torniamo sempre a un problema di trovare le risorse per poter dare un sostegno alle famiglie, per ampliare i servizi, per mettere le famiglie nella possibilità di fare figli, perché il problema è questo: adesso i figli non si fanno perché si ha il timore di non riuscire a mantenerli, quindi ci devono essere dei servizi gratuiti, dei servizi a favore del cittadino e a carico dell'amministrazione o a carico del governo, e soprattutto ci deve essere la possibilità, come c'è in altri paesi, penso al nord Europa, di poter, come diceva il collega, e qui sono d'accordo, di poter passatemi il termine, scaricare tutto, no? Quindi di poter avere un ritorno fiscale, un beneficio fiscale in quello che sono i servizi che utilizza la famiglia, a partire dal nido, dalla scuola materna, dalle scuole superiori. Questo bisogna
implementare per la famiglia, ma deve essere una proposta seria. Noi non siamo un partito che andiamo a sbandierare proposte irrealizzabili, perché siamo veramente stanchi di avere votato persone che ci hanno illuso con programmi che poi non hanno mantenuto. Quindi la famiglia è il valore fondante e va costruita una politica seria, veramente concreta, a favore delle famiglie, a partire dal momento attuale impellente, perché io per il mio lavoro ho a che fare con le imprese e con le famiglie, impellente dell'aumento dei costi. E allora andiamo proprio per aumento dei costi, l'ultimo giro io lo farei proprio sulle politiche fiscali, dalla proposta del centrodestra di inserire la flat tax a un eventuale patrimoniale piuttosto che la tassazione degli extra profitti. Elena Cacciatori, Più Europa. Sì, allora per quanto riguarda la flat tax, noi di Più Europa siamo fermamente convinti che non sia una cosa fattibile. Uno, perché viola il principio della Costituzione che dice che la tassazione deve essere progressiva. E in secondo luogo perché non ci sono i fondi per farlo, cioè far pagare le tasse a un livello fisso che può essere il 15 o il 23% a seconda di come viene presentata, ecco, la cosa dalle destre, porterebbe il paese al collasso, perché ci sarebbe una riduzione delle entrate che non sarebbe gestibile sostanzialmente. Noi siamo per la riduzione delle tasse, però per la riduzione delle tasse, per esempio, per fare una no tax area per i lavoratori che arrivano fino ai 10.000 euro e ridurre le aliquote IRPEF a 23% fino ai 40.000 euro, il 28% fino ai 70.000 euro e il 38% sopra i 70.000 euro, che è una cosa parecchio diversa, ecco, dal far pagare a tutti il 23%. E noi siamo anche per ridurre le tasse per i giovani sostanzialmente, che è una misura che dovrebbe servire sia a incentivare le famiglie, sia a incentivare i giovani che devono cominciare a lavorare magari subito dopo il diploma e che magari pensano di andare all'università e che si devono mantenere nel frattempo. Chiarissimo, grazie, chiarissimo. I giovani hanno bisogno di sostegno. Giampiero Avruscio, Forza Italia. Dalla politica. Forza Italia. Il microfono è spento, dottore. Eccomi qua. Eccoci. Dicevo che le tasse sono un fattore fondamentale, perché con le tasse si paga lo Stato sociale, si mantiene lo Stato sociale. Però quando le tasse arrivano a superare il 40, il 50, il 60, il 70%, considerando tasse nazionali, regionali, locali, allora è un furto, diventa una rapina, non è un bene, anche perché nessuna delle forze politiche parla di un altro contesto, che sono gli sprechi statali. Perché i cittadini si allontanano dal bene comune, dallo Stato? Perché nel momento in cui, questo è uno studio che ha fatto la CGIA di Mestre, pubblicato nel 2021, mentre l'evasione fiscale è di 110 miliardi all'anno, che è un'enormità, adesso forse si è un po' abbassata, lo spreco del nostro Stato è di 200 miliardi all'anno, 200 miliardi, lei pensi? Allora nessuno pensa ad eliminare lo spreco. Abbassando le tasse io incentivo i consumi, io do ossigeno alle famiglie e anche alle imprese, soprattutto con la defiscalizzazione anche del mercato del lavoro, ma nel contempo bisogna contrastare gli sprechi, di questo nessuno parla, eppure sono un aggravio pesantissimo. È come svuotare una piscina con una bacinella bucata. È chiaro che non riuscirò, per cui io richiedo sempre una progressione, sempre maggiori tasse, e nello stesso tempo però uno Stato che, a differenza delle famiglie, vede, se una famiglia non ce la fa, ma rinuncia ad andare a mangiare la pizza fuori oppure qualsiasi altra cosa, perché è essenziale pagare la bolletta, pagare altre cose, mandare i figli a scuola, ma non possiamo avere uno Stato che li spreca 200 miliardi all'anno e poi dopo dico ai cittadini di stringere la cinghia. Che fa debito. Anna Sautto, sono da lei. Vita, prego. Volevo fare solo una
precisazione perché non vorrei fosse passato un messaggio non corretto, nel senso che l'intervento, non questo qui, ma quello precedente ancora, la collega di Più Europa ha detto voi avete fatto cadere il governo, o forse ho capito male io, noi non abbiamo fatto cadere il governo, anche perché noi attualmente non siamo al governo, non siamo proprio in Parlamento, quindi forse non ha capito chi siamo. Se ho capito male, volevo solo fare questa precisazione. Volevo anche dire che, sempre agganciandomi a quello che ha detto, i giovani hanno bisogno di sostegno. Beh, per me i giovani hanno bisogno di sostegno, le famiglie hanno bisogno di sostegno, le imprese hanno bisogno di sostegno, gli anziani hanno bisogno di sostegno. Tutti in questo paese hanno bisogno di sostegno, se non ce ne siamo resi conto. E un'altra cosa, sempre un po' pungente, che vorrei dire è che sono d'accordo sull'eliminazione degli sprechi. Peccato che Forza Italia sia la maggioranza, sia nel governo attuale e sia al governo da non so quanto, probabilmente da quando ero bambina. Quindi sono discorsi che un pochino mi lasciano sempre perplessa, perché dico bisogna combattere gli sprechi. Dove eravate fino adesso che potevate combatterli questi sprechi? Le politiche fiscali di Vita, Sauto, perché sennò non riesco ad avere il tempo per farle raccontare la vostra proposta. Allora, sì, ma perché comunque anche questo fa parte di una proposta, perché le persone devono sapere chi si trovano di fronte. Nel nostro programma comunque c'è la richiesta di una riduzione delle tasse in una formula di flat tax. So benissimo che l'articolo della Costituzione dice che ognuno deve contribuire al pagamento delle tasse in maniera proporzionale alle proprie capacità, però le tasse attuali in Italia sono a livelli sproporzionati rispetto a qualunque criterio si possa valutare, e voglio dire, il malcontento e il disagio sociale che sta venendo avanti ne è una chiara dimostrazione. Quindi anche nel nostro programma, come in altri programmi, c'è la richiesta di una flat tax. Vi ringrazio, io mi scuso, non riesco a garantirvi un contraddittorio o a far continuare questo dibattito, che sarebbe comunque stato molto interessante, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Spero vi saranno altre occasioni per ascoltarvi. Ringrazio davvero per la partecipazione Elena Cacciatori, Più Europa, Giampiero Avruscio per Forza Italia e Anna Sautto per Vita. Grazie per essere stati con noi in questa puntata e arrivederci. Arrivederci anche a voi telespettatori. L'informazione torna a partire dalle 18:30.